7 del mattino di mercoledì 14 maggio, siamo in diretta con Sveglia Trieste, un buongiorno a tutti, un ben ritrovati con la nostra trasmissione che vi terrà compagnia fino alle 10, nella prima ora la rassegna stampa, la lettura delle notizie, la pagina meteo tra qualche istante. Vi anticipo gli ospiti di oggi, saranno Anastasia Doglia di Forza Italia dalle 8 alle 9 con noi in studio, dalle 9 alle 10 invece ci rispostiamo a Muggia come abbiamo fatto già lunedì quando avevamo ospite Francesco Bussani. Oggi ospite Maurizio Fogar, sempre tra i banchi dell'opposizione. Maurizio Fogar, consigliere comunale a Muggia con la lista civica Muggia. Pagina meteo, un anticiclone sul nord Atlantico e una depressione sull'Europa orientale fanno affluire sul nord Italia correnti settentrionali a tratti umide. Domani sera giungerà da nord un fronte temporalesco. Per oggi, mercoledì 14 maggio, sulla zona montana cielo da poco nuvoloso a variabile con bassa probabilità di qualche rovescio temporalesco nel pomeriggio. Su pianura e costa cielo sereno o poco nuvoloso, venti a regime di brezza. Temperature minime 10-13 gradi, le massime tra i 19 e i 21 gradi centigradi. Per domani giovedì 15 cambio dello scenario, al mattino cielo sereno poco nuvoloso su tutta la regione, ma dal pomeriggio aumento della nuvolosità a partire dalla zona montana con probabili rovesci e temporali in estensione poi alla pianura e in serata anche alla costa. Di giorno soffierà scirocco moderato, mentre dal tardo pomeriggio vento da nord e poi in serata bora sostenuta. Le temperature minime per domani tra i 12 e i 15 gradi, le massime rimangono tra i 19 e i 21 gradi centigradi. Le previsioni della settimana poi tendono a un parziale miglioramento per venerdì e a un'altra situazione di instabilità invece per la giornata di sabato 17 maggio, con possibilità di qualche rovescio temporale già dal primo pomeriggio con venti di brezza sulla costa. Queste le previsioni meteo e lo sguardo anche ai prossimi giorni. Andiamo ora alle notizie dal piccolo, la prima pagina. Come vediamo in apertura casa, bonus per 50 milioni. In arrivo la legge per recuperare il patrimonio edilizio esistente e sostenere il settore. L'assessore dice ma non è il 110%. È la somma che la Regione stanzierà a favore dei privati per ristrutturazioni e migliorie energetiche. Nella prima pagina spazio alla Verdesca, finita in Sacchetta, che diventa la superstar delle rive con la foto al centro della prima pagina. Curiosi osservano la Verdesca in Sacchetta in questo scatto del piccolo, poi vedremo anche dal servizio di Marco Stabile qualcosa di più proprio rispetto a questo esemplare che si è avvicinato molto alla zona delle rive, proprio sotto la banchina. Ovovia arrivano in aula le 3.000 osservazioni, domani parte l'iter in commissione. Infatti domani la sesta commissione comunale dovrà esaminare le oltre 3.000 osservazioni depositate dai cittadini contro la variante al piano regolatore accesso nord per il tratto di cabinovia sopra il Bovedo. Il dibattito si annuncia esplosivo, il comitato Nuovo Via dà conto della petizione da 10.000 firme che arriva al segretariato europeo e anche di questo saremo più dettagliati tra non molto con la lettura della pagina 27 del piccolo, ma anche con il servizio che abbiamo realizzato nel telegiornale di ieri. Mense più care, ogni famiglia spende in media 84 euro al mese, il report fra i capoluoghi della regione, e poi best performer, le 100 al top fra le imprese dell'Alto Isontino. All'interno del piccolo oggi un inserto di 3 pagine proprio con le imprese della zona isontina, dell'Alto Isontino per essere precisi, tra le migliori censite in questo rapporto. Torna Sport Business Forum ed è già gara di giochi, è già area di giochi olimpici alle pagine 16 e 17. Andiamo all'estero, le crisi internazionali, la guerra in Ucraina, Putin attacca i leader europei, deficienti, Kiev in pressing, mentre Trump è a Riyadh, Putin attacca i volenterosi. Pianificano sanzioni a loro discapito, dei deficienti, dice Putin. Sul tavolo gli equilibri del mondo. C'è attesa per il vertice di Istanbul dove, in linea del tutto teorica, potrebbero incontrarsi alla presenza di Trump, Zelensky e Putin, ma difficilmente andrà così, riporta Renzo Guolo.
Invece verso Link Media Festival, Mian, sanzioni poco efficaci e lo Zar ha difeso il suo consenso. Caso Resinovic, la procura ascolti il tecnico quanto prima. I legali del marito di Liliana Resinovic, Sebastiano Visintin, chiedono alla procura di ascoltare presto il tecnico dell'autopsia. Sotto accusa per furti al Teatro Verdi, assolta l'ex dipendente, pagina 30 il dettaglio di questa vicenda, e poi in Istria via mare dal 26 giugno con il collegamento estivo. In arrivo il servizio marittimo transfrontaliero che dal 26 giugno al 1 settembre collegherà Trieste, Pirano, Parenzo, Rovigno e Lussempiccolo, affidato a Liberty Lines. Sottoscritto il contratto col gruppo armatoriale che gestirà nel triennio 2025-2027 il servizio ripristinato con la nave Sofia M, tariffe scontate per gruppi, famiglie, over 65, giovani e persone con disabilità, grazie all'impegno finanziario della Regione Friuli Venezia Giulia. E dunque la motonave è questa che vedete, la Sofia M della Liberty Line, che dunque collegherà Trieste con Pirano, Parenzo, Rovigno e Lussempiccolo. Andiamo all'interno delle notizie, in quelle che sono le notizie di Trieste. Variante per la cabinovia, pronte 3.000 osservazioni e ci sarà molto da discutere in commissioni già a partire da domani, poi si farà il passaggio in Consiglio Comunale. Ieri il Comitato Nuovo Via ha tenuto una conferenza stampa, il dibattito sia chiaro e regolare, il Comitato si appella ai consiglieri. I Nuovo Via annunciano nuovi presidi, la petizione dell'Unione Europea avanza, scatta la polemica sul manager Bernetti. La replica del Comune, opera utile in Austria, un grande interesse. Andiamo a capirne di più rispetto ai soli titoli, con anche le voci di chi ieri ha proprio organizzato questa conferenza stampa, il Comitato Nuovo Via, che come ormai di consueto nella cornice del Circolo della Stampa e con un sempre vasto pubblico, ha parlato della petizione che avanza nei tavoli dell'Unione Europea, ma anche una polemica sul dirigente comunale che è stato menzionato da William Starz, uno dei principali portavoce del Comitato Nuovo Via. L'ormai consueto incontro pubblico del Comitato Nuovo Via ha ripercorso all'inizio gli schemi ormai consueti, ovvero l'illustrazione dello stato dell'arte della questione che riguarda l'impianto e delle contestazioni, oltretutto alla vigilia dell'iter in Consiglio Comunale dell'esame delle osservazioni alla variante numero 12. Confidiamo che si svolga un dibattito vero, posto che questa è l'ultima delle occasioni per dibattere della cabinovia nell'organo deputato, il Consiglio Comunale. Confermate le audizioni davanti al TAR a metà luglio, sentenza probabilmente dopo l'estate, il leader del comitato si è soffermato ancora una volta sull'iter delle contestazioni presso l'Unione Europea. Bruxelles ha estratto finalmente nell'apposita segretariato per le petizioni la pratica cabinovia e ci ha chiesto di fare il punto, quindi ben volentieri manderemo fuori ulteriori documentazioni. Però in cauda venenum. Il Comitato ha stigmatizzato pesantemente la presenza ad un convegno ad Innsbruck dedicato anche ai collegamenti via cabina di Giulio Bernetti, il dirigente comunale incaricato di seguire il progetto. Ci domandiamo a che titolo lui abbia partecipato, posto che non è previsto che un responsabile del procedimento, con un procedimento che non è ancora chiuso, con un procedimento che ha 5 ricorsi al TAR, vada a parlare in queste occasioni. Poteva andare un politico e soprattutto doveva andare uno della Leitner. Penso a questo punto che il Comitato non abbia più temi e debba sollevare temi di questo genere e alludere a queste cose per pur di poter fare una conferenza stampa. Immediata e secca la replica dell'assessore comunale Elisa Lodi. Si assumeranno le responsabilità di quello che dicono. L'ingegner Bernetti è andato per conto del Comune di Trieste a parlare di un'opera del Comune di Trieste, autorizzato dal Comune di Trieste e dal suo direttore generale. Tirare fuori temi riguardanti all'impresa che si è aggiudicata l'appalto lo trovo veramente vergognoso e imbarazzante. Quindi se si vuole mantenere un profilo
tecnico o di contestazione è una cosa, andare su altri temi lo trovo veramente sgradevole. Proseguiamo con le notizie. Gli scavi di via Tigor spuntano delle ossa tra i resti paleocristiani dell'antica basilica. I reperti emersi dai cantieri della scuola Spaccini Sauro, ora le verifiche delle belle arti. In passato fu una zona cimiteriale, la scoperta di poche ore fa e non è priva di casualità. Come sempre quando si tratta di archeologia. Il cantiere in corso nella sede delle scuole Marina Spaccini e Nazario Sauro ha restituito 2 ossa. Da una prima rapida valutazione di chi si trovava sul posto potrebbe trattarsi di 2 femori, conservate forse da secoli tra le mura dell'antica basilica paleocristiana di via Madonna del Mare, datata tra il V e il VI secolo e da anni in parte celata sotto la palestra dell'istituto scolastico. Il ritrovamento è avvenuto ieri pomeriggio nel corso dei lavori condotti della Omnia Costruzioni per la messa in sicurezza e l'adeguamento antisismico e antincendio del complesso di via Tigor. I responsabili del cantiere hanno subito allertato il comune e si avvieranno i confronti con la soprintendenza, che dovrà ora avviare le procedure di verifica e valutare l'entità storica del ritrovamento. L'appello dell'attivista boliviano "L'acqua sia pubblica per tutti", l'incontro con Oscar Olivera, il Patto e adesso Trieste assieme per parlare del tema del servizio idrico integrato, partecipazione dei cittadini, basta gestione dei privati. Invece il premio Nobile per la ricerca compie 20 anni, l'iniziativa di Area Science Park valorizza il rapporto tra brevetti e innovazione. Una verdesca in sacchetta e subito la star delle rive. Lo squalo di circa 2 metri ha attirato l'attenzione di triestini e turisti. Tra foto, video e tanta curiosità ha sfatato i falsi miti sul temibile killer dei mari. Dall'area marina di Miramare spiegano non è pericoloso se si sta distanti. Vediamo di più nel servizio di Marco Stabile. Una verdesca di oltre 2 metri sottocosta, anzi addirittura in sacchetta, è l'eccezionale avvistamento a cui hanno assistito decine di curiosi triestini in tarda mattinata sulle rive, sul pontile che collega Marina San Giusto all'Adriaco. Lo squalo, finito sotto riva presumibilmente alla ricerca di cibo, è rimasto fra le imbarcazioni e gli ormeggi per oltre un'ora, facendo scattare gli inevitabili scatti fotografici, video circolati poi in rete e commenti in salsa nostrana, mentre i tecnici di OGS e Area Marina Protetta di Miramare monitoravano l'esemplare. Le verdesche notoriamente risalgono l'Adriatico nei mesi estivi, seguendo i banchi di pesce azzurro, come fanno anche tonni, delfini e altre specie di squalo come il volpe, per poi dare alla luce i piccoli in acque non particolarmente profonde. Uno spettacolo della natura che però non va considerato un pericolo, bensì una testimonianza di salute dell'ambiente marino. E questo al netto dei burberi commenti registrati in banchina e di chi avrebbe voluto approfittarne per una grigliata, peraltro sconsigliatissima visto l'acre odore di urina che la specie emana una volta pescata. Chiedere ai vecchi pescatori per credere. Sarà per questo, sarà perché era tempo di concludere l'esibizione stile acquario, che la verdesca ha ripreso il largo proprio davanti all'obiettivo della nostra telecamera. Sì, siamo qua, adesso sembra che se ne sia andata finalmente, sembrava intrappolata, però alla fine ha ritrovato la via. Ecco, un incontro, come dire, che una volta era abbastanza usuale in Adriatico, di questi tempi un po' meno. Sì, non se ne vedono molte, era stata avvistata un altro esemplare l'altra settimana se non sbaglio, sempre dall'area marina protetta, e mi hanno mandato la segnalazione e sono venuto qui in pausa pranzo a dare un occhio e sono in stretto contatto con l'area marina protetta e quindi ero qui come inviato speciale, diciamo. Ricordiamo anche ai tanti curiosi, no, che magari qualcuno ha detto boh, ma questa insomma è pericoloso eccetera, che sono questi tipi di squali un patrimonio da conservare e non un animale da temere. Assolutamente, di attacchi all'uomo diciamo ce ne sono penso quasi nessuno, quindi non c'è da temere e sono degli esemplari bellissimi, anche questa era fantastica da vedere, quindi proprio andate tranquilli. Dicevo che a vederla è più facile dirlo che il farlo, di andare tranquilli, ma ci fidiamo dell'esperto. Le bandiere blu
A Lega Navale e Porto Piccolo, qualità dell'ambiente marino, la conferma per la società sulle rive, segue il ritorno della Marina di Sistiana tra le eccellenze italiane. In regione di bandiere blu ce ne sono 14, Lega Navale Italia e Marina di Porto Piccolo tra gli 84 approdi italiani insigniti della bandiera blu. Conferme anche per le spiagge di Lignano, Sabbiadoro e Grado, gli ecolabel internazionali per la certificazione della qualità ambientale delle località rivierasche e gli approdi della penisola sono stati annunciati ieri mattina dalla Foundation for Environmental Education, l'acronimo è FEE, nel corso della cerimonia di premiazione che si è svolta a Roma nella sede del Consiglio Nazionale della Ricerca, alla presentazione dei sindaci. Gli approdi, che hanno perseguito buone pratiche in termini ambientali e hanno superato la rigida selezione in provincia di Trieste, sono due. La sezione di Trieste della Lega Navale Italiana, che ottiene la riconferma del riconoscimento, e il Marina di Porto Piccolo, che rivede l'assegnazione del vessillo dopo essere stata esclusa nell'edizione dell'anno scorso, quella del 2024. La cronaca, accusata di rubare al Verdi, assolta la ex dipendente, non luogo a procedere nei confronti della 56enne Daniela Stolfi. Il giudice non ha ravvisato elementi sufficienti per sostenere il giudizio. L'avvocato Cuffaro dice accanimento e dispendio di denaro pubblico. Il Tribunale di Trieste ha assolto la 56enne Daniela Stolfi, l'ex dipendente del Verdi accusata di aver rubato ripetutamente nei camerini e negli uffici del teatro. Su istanza della difesa, rappresentata dall'avvocato Pietro Cuffaro del Foro di Roma, ieri mattina il giudice Francesco Borsetta ha pronunciato una sentenza di non luogo a procedere al termine dell'udienza pre-dibattimentale del primo grado di giudizio. Di fatto non c'erano elementi sufficienti per sostenere il giudizio. Era stato il pubblico ministero Andrea Laganga a occuparsi del caso. Il PM, chiuse le indagini della polizia, aveva poi disposto la citazione diretta a giudizio. Astolfi, originaria di Rovigo, professoressa d'orchestra flautista, all'epoca dei fatti lavorava come responsabile dei servizi musicali e in considerazione di quanto le veniva contestato, la Fondazione del Teatro Lirico Giuseppe Verdi l'aveva licenziata, ma la vicenda ora assume un'altra piega, visto l'esito processuale di primo grado. Il legale che difende l'imputata, l'avvocato Cuffaro, intende muoversi anche sul piano giurislavorista e chiederà il reintegro della propria assistita. I controlli dei carabinieri alla guida dell'auto in stato di ebbrezza, ritirate 9 patenti. Nei primi 10 giorni di maggio i carabinieri hanno ritirato 9 patenti per guida in stato d'ebbrezza. Ammontano a 7 invece gli automobilisti denunciati a piede libero perché i valori riscontrati erano superiori a 1,3 grammi per litro di sangue. Arresto cardiaco in un cantiere grave, un operaio di 58 anni stava lavorando in un'abitazione privata di Muggia, è ricoverato in terapia intensiva all'ospedale di Cattinara in gravi condizioni. L'operaio di 58 anni, che lunedì mattina attorno alle 9 è stato soccorso dal 118 dopo un malore improvviso. Il 58enne dipendente di un'impresa edile e di cui non è stata resa nota l'identità precisa, stando a quanto è emerso a un cognome sloveno, si era sentito male mentre stava lavorando nel cantiere di un'abitazione privata di Muggia in via San Giovanni. L'uomo si era accasciato a terra, aveva avuto un infarto. Alcune persone che si trovavano assieme a lui in quel momento, con ogni probabilità altri operai impegnati nello stesso cantiere, avevano tentato di soccorrere subito il 58enne con il massaggio cardiaco in attesa poi dell'arrivo del 118. I sanitari avevano quindi praticato le manovre di rianimazione, il cuore aveva poi ripreso a battere, le condizioni però risultano comunque ancora gravi. Scende dall'auto con la moglie, assalito e derubato del telefono. Di notte in piazza dell'Ospitale. È successo nei giorni scorsi, anche in questo caso andiamo a vedere di più nel servizio andato in onda nel nostro telegiornale di ieri sera. Rapina in strada la scorsa notte nella zona dell'Ospedale Maggiore. Un 50enne triestino appena sceso dalla sua auto in piazza dell'Ospitale con il cellulare in mano è stato spintonato a terra da un giovane che dopo una breve colluttazione gli ha rubato il telefono dandosi alla fuga a piedi. Il fatto è accaduto intorno alle 4:30 del mattino. Ai carabinieri intervenuti sul posto su richiesta della moglie, il 50enne ha fornito una sommaria descrizione del rapinatore, un ragazzo che indossava una felpa blu con il
il cappuccio sulla testa. Le pattuglie giunte da Borgo San Sergio hanno subito avviato le ricerche del ladro in tutta l'area, ma con esito negativo. L'uomo, una volta rincasato, è stato sentito dai carabinieri e invitato a sporgere denuncia. Fortunatamente non ha avuto bisogno di cure mediche. Le indagini dei militari dell'Arma potranno avvalersi anche delle riprese delle varie telecamere di sorveglianza presenti nella zona dell'ospedale Maggiore. Ci colleghiamo ora con la sala della polizia locale dove ci aspetta il commissario Schillani per tutte le situazioni relative alla viabilità e alle segnalazioni di giornata. Buongiorno. Buongiorno ispettore. Allora, non sentiamo la voce dell'ispettore capo Lionello Schillani. Forse abbiamo qualche problema telefonico, proviamo ancora. Ispettore, buongiorno. Nulla di fatto. Allora, vedremo di magari riprovare con la polizia locale tra poco. Proseguendo con il piccolo, torniamo a parlare del caso Resinovic, l'istanza dei legali di Visintin, il pubblico ministero ascolti presto il tecnico. Gli avvocati Bevilacqua dicono si dà del mitomane a Molinari prima ancora di capire se sia stato sentito. Anche in questo caso vediamo di più nel servizio. Com'è possibile che le affermazioni di Giacomo Molinari siano ritenute false e quindi inattendibili senza che questa persona sia nemmeno stata sentita in procura e quindi interrogata dal PM? Gli avvocati Paolo e Alice Bevilacqua, che difendono il vedovo di Liliana Resinovic, Sebastiano Visintin, in una nota si dichiarano stupiti dall'etichetta di mitomane che è stata attribuita al tecnico della sala settoria che ha partecipato alla prima autopsia sul corpo della donna. L'uomo infatti ha rivelato pochi giorni fa di aver inviato alla procura di Trieste una memoria in cui ammette di aver procurato la frattura alla vertebra toracica di Liliana, un atto riferito come involontario avvenuto sistemando il corpo. Proprio quella frattura che, stando ai consulenti della procura guidati da Cristina Cattaneo, aveva fatto ipotizzare come la morte fosse avvenuta in realtà per omicidio. I due legali riferiscono il loro stupore rispetto ai toni perentori con cui il pool difensivo di Sergio Resinovic etichetta le affermazioni del preparatore anatomico come mendaci e tardive dichiarazioni di un mitomane, addirittura aprendo le porte a una querela per falso. Questo ovviamente a meno che non vi sia chi abbia in mano conoscenze processuali diverse da quelle che la difesa dell'imputato peraltro fin qui non ha. Ci chiediamo con franchezza, scrivono, come possa affermarsi fin d'ora che le considerazioni di Molinari siano false e quindi inattendibili, siccome frutto, da quel che leggiamo a titolo di aperta censura, di fantasia di un cittadino su cui è stata fatta cadere la scure di mitomane prima ancora di capire se egli sia stato sentito in procura e sia stato quindi sondato dal pubblico ministero procedente al riguardo. Un modo questo, stando ai Bevilacqua, anche per sottrarre il caso dall'ennesima diatriba mediatica. I legali hanno quindi comunicato di aver presentato istanze in procura affinché il tecnico venga sentito quanto prima, acquisendo agli atti le sue affermazioni. Riproviamo con il collegamento in compagnia dell'ispettore capo Schillani dalla sala operativa della polizia locale per tutto ciò che riguarda la viabilità e le segnalazioni di giornata. Buongiorno ispettore. Sì, buongiorno a lei e a tutti i telespettatori. Chiedo scusa per prima ma non avevo ritorno in cuffia. Non c'è nessun problema. Nulla. Ci dica tutto, grazie. Allora, la notte è trascorsa con interventi di routine, non ho nulla da segnalare da questo punto di vista, il traffico al momento è scorrevole sulla rete viaria, abbastanza scarso, andrà via via aumentando, ma non possiamo prevedere dei picchi o degli intasamenti in quanto qualsiasi fatto che può accadere può creare appunto dei rallentamenti. Al momento è scorrevole sulla rete viaria, non abbiamo particolari segnalazioni da fornire, il nostro personale sta iniziando servizio e non abbiamo al momento interventi in atto. Per quanto riguarda i lavori, ricordo i lavori di via Gambini, Manzoni e Conti, per quindi fare attenzione per la chiusura di via Gambini tra via Manzoni e via Conti, poi per i residenti sempre via De Pellegrini, siamo laterali via Marchesetti, e poi i lavori sulla via Felluga con la chiusura di via San Martino e via Marsala e il senso unico alternato appunto a via Felluga. Questi lavori andranno avanti per un paio di giorni. Inoltre
Per quanto riguarda invece le manifestazioni, questa mattina avremo 2, l'inaugurazione dell'area verde via Montorsino a Roiano, quindi dalle 10:30 potrebbe esserci dei rallentamenti nella zona appunto di Roiano per questa inaugurazione della riqualificazione dell'area. Inoltre alle ore 11 dovrebbe iniziare l'assemblea dei azionisti Fincantieri a San Francesco, qui oltre dei divieti, quindi fare attenzione chi transita sulla via, potrebbe esserci dei rallentamenti per l'arrivo dei partecipanti a questa manifestazione, a questa assemblea. Inoltre ricordo che oggi avremo gli sgomberi per l'arrivo della nave da crociera e quindi dalle ore 12 verrà interdetta la sosta nell'area antistante ai piazzali marinai d'Italia, quindi sulla zona rive. Inoltre ricordo ancora che per tutta la settimana continuerà il rifacimento a segnaletica orizzontale in orario notturno, siamo nella zona di Viale Miramare e Barquera, quindi fare attenzione al cantiere mobile e agli operai che lavorano appunto in orario notturno. Inoltre l'appello di non parcheggiare vicino agli intersezioni o sulla stessa segnaletica orizzontale, anche se sbiadita, appunto perché deve essere rifatta e per evitare il problema della rimozione dei veicoli. Al momento non ho altre notizie da riferire, restituirei la linea. Grazie all'ispettore capo Schillani, buona giornata e buon lavoro. Grazie anche a lei, una buona giornata a tutti i telespettatori. Grazie, dunque anticipiamo che noi saremo in zona Roiano con Gianluca Paladin già a partire dalle 9 circa, anche perché sarà una vasta partecipazione non solo delle autorità ma anche dei residenti, di pubblico, saranno presenti anche dei bambini delle scuole, quindi avremo modo di raccontarvelo in diretta con le prime immagini della zona appena riqualificata. Lo era già da giorni pronta per essere svelata, ma tant'è che oggi proprio c'è l'atto ufficiale che poi avrà il suo clou alle ore 10:30, la trasmissione sarà già finita, quello che sarà possibile sarà visibile dopo nel corso dei nostri telegiornali, mentre l'altra questione sollevata dall'ispettore Schillani relativa a via San Francesco è inerente all'assemblea dei soci di Fincantieri, che quindi potrebbero causare, visto l'afflusso numeroso di persone in via San Francesco, dei rallentamenti in zona. Entusiasmo e cambiamento, andiamo al piccolo, così i giovani cercano lavoro. In 170 il Recruiting Day Young promosso con RFI, Rete Ferrovie Italiane, Roadhouse, Conad e il gruppo Calzedonia. L'assessore comunale De Blasio dice un'occasione per conoscersi, dialogare e costruire un futuro. Il mondo dei treni affascina i più, ma c'è anche chi vorrebbe entrare in cucina. Poi per quanto riguarda altra questione lavorativa, oltre 800 candidati al Cirque du Soleil, sono 840 le candidature per 180 posti disponibili presentate per il Recruiting Day dedicato al Cirque du Soleil, questo curato dalla Regione. Nuovo concorso della Polizia Locale, le domande entro l'11 di giugno, l'Open Day nella caserma San Sebastiano il 21 e 26 maggio per aggiungere unità al reparto della Polizia Locale di Trieste, tra nuovi ingressi e turnover di chi invece va in quiescenza. L'organico comunale avrà dunque nuovi posti a disposizione che sono già in qualche modo possibili in termini di candidatura attraverso il sito internet del Comune di Trieste, dove c'è il bando, tutti i requisiti e le modalità per l'iscrizione a questo concorso. Anche in questo caso sentiamo di più nel servizio per poi fermarci per la pubblicità e ritornare tra poco con la lettura degli altri articoli del piccolo. 19 posti di agenti della Polizia Locale a Trieste. Il bando è appena uscito ed è rivolto ai giovani tra i 18 e i 35 anni, patente B e A2 o superiori, diploma di scuola superiore e conoscenza della lingua inglese. L'obiettivo è incrementare il personale della Polizia Locale, che attualmente conta 288 addetti di età media di 46 anni. Saranno in realtà più 20 le unità della Polizia Locale, perché ricordo a tutti che da poco è entrato anche un'unità cinofila e il concorso prevede l'assunzione
l'assunzione di 19 nuovi operatori e voglio veramente ringraziare tutta l'amministrazione comunale e in particolare anche l'assessore Avian per la grande sensibilità ai temi della sicurezza. Per ricevere tutte le informazioni sul concorso e sull'attività della Polizia Locale, il Comune ha organizzato 2 Open Day mercoledì 21 e lunedì 26 maggio alla caserma San Sebastiano di Viale Voltella. Le caratteristiche possono essere le più diverse, infatti colgo l'occasione per annunciare 2 giornate di Open Day, il 21 e il 26 maggio, durante i quali i candidati potranno anche conoscere quelli che sono i vari ruoli e le varie funzioni che svolge la Polizia Locale. Il corpo della Polizia Locale di Trieste è un corpo davvero ben strutturato, con tanti nuclei specialistici dove è possibile realizzare anche le proprie ambizioni, le proprie aspirazioni. L'esame consiste in 3 prove, scritta, orale e di efficienza fisica, per la quale è necessario il certificato per l'attività agonistica. All'ultimo concorso nel 2022 parteciparono più di 600 aspiranti agenti. Ed è molto importante perché questo è il secondo concorso che facciamo durante il mio mandato. Il primo era nel 22, dove abbiamo avuto 699 domande e speriamo questa volta di averne di più, perché così ci permetterà di sostituire tutto il personale che va in quiescenza o che si trasferisce presso altri enti, di avere personale da cui attingere da fermeggerate liste. Riprendiamo la rassegna stampa di questo mercoledì 14 maggio, vi anticipo nuovamente gli ospiti, saremo in compagnia dalle 8 alle 9 di Anastasia Doglia di Forza Italia, mentre dalle 9 alle 10 di Maurizio Fogar della lista Muggia nel comune di Muggia tra i banchi dell'opposizione. Invece nella Baia di Sistiana il quarto chiosco sarà un simbolo del lavoro inclusivo. La gestione è stata affidata alla cooperativa sociale La Melagrana. L'obiettivo è impiegare persone diversamente abili. Sarà la cooperativa sociale La Melagrana, come riporta Ugo Salvini nel Piccolo. La Melagrana di Prosecco, già nota per essere stata premiata dal Presidente della Repubblica Sergio Mattarella per l'attività volta all'inclusione dei diversamente abili nel mondo del lavoro, e saranno loro a gestire quest'estate uno dei 4 chioschi della Baia di Sistiana. La Melagrana si è infatti aggiudicata la gara predisposta dall'amministrazione di Duino Risina, che aveva allestito un bando con lo specifico intento di favorire l'inserimento di persone diversamente abili in un contesto di grande importanza turistica. Al villaggio del pescatore e allarme esche avvelenate, del comune un appello alla cautela. A Muggia, casa delle associazioni chiusa, parla dei Antic, consigliere d'opposizione, uno stallo inaccettabile. Nel spazio delle segnalazioni, Castello di San Giusto con l'Amber Wine Festival, 2 giornate dedicate alle degustazioni. Il Castello di San Giusto tornerà ad ospitare tra una decina di giorni l'Amber Wine Festival, manifestazione dedicata ai vini ambrati, è giunta alla 4ª edizione. Saranno presenti oltre 40 tra i più rinomati produttori provenienti da Austria, Croazia, Italia e Slovenia, i cui vini saranno proposti nel contesto di una degustazione abbinata a un ricco assortimento di specialità culinarie del territorio. Al triestino Francesco Casarella il premio Ranchia Italia. Il triestino Francesco Casarella, che apro e chiudo una parentesi, qualcuno si ricorderà, è stato molto spesso ospite anche nostro a Tele4, in particolare in videocollegamento. È il vincitore del premio Ranchia Italia 2025 come miglior analista finanziario. Ranchia è una delle più grandi comunità finanziarie di lingua spagnola. Il riconoscimento ha visto una prima selezione che ha portato alla composizione di una rosa dei migliori 10 analisti finanziari d'Italia. Poi si sono svolte le votazioni pubbliche su internet con oltre 4.000 utenti che hanno scelto 3 nomi. Poi è entrata in gioco una giuria composta da team di esperti che ha eletto proprio Casarella. Sono onorato di ricevere questo premio. Le parole del triestino Francesco Casarella, che vive e lavora in Spagna dopo una formazione all'Università di Trieste e anche in aziende in Italia, prima di fare, diciamo, questo salto in Spagna, in una delle realtà più consolidate del mondo della finanza a livello globale. Negli abissi oceanici, la culla della vita, l'interrogativo che si pone Fabio Pagan nello spazio denominato laboratorio, metterà a fianco ricordo di Maria Teresa d'Austria in via Rossini,
Si è svolto ieri sera in Ponte Rosso una cerimonia commemorativa in occasione del genetliaco di Maria Teresa d'Austria davanti alla targa ricordo dell'imperatrice in via Rossini 16. All'iniziativa hanno aderito il Circolo della Stampa, il Club Turisti Triestini e l'Associazione Italia-Austria. Si sono esibiti il Philharmonic Orchestra Rachmaninoff diretta dal maestro Alyosha Tavzar e il gruppo storico Maria Teresa d'Austria di Trieste in abiti settecenteschi, e questa foto lo fa ben intendere lo spirito e il tema di questa manifestazione. Riconoscimento anche ad Angelini per la pasticceria triestina. Lisa Angelini di Liberty ha conquistato 2 riconoscimenti alla terza edizione di Vegateux 2025 a Bergamo, concorso dedicato ai dolci con ingredienti vegetali, cui hanno partecipato un centinaio di professionisti del settore. Questa è la pagina della cultura, sovrumano oltre i limiti dell'intelligenza. Il goriziano nel Cristantini ha concluso la trilogia delle macchine pensanti. È possibile che possano comprendere cose che noi invece non possiamo, ha riportato lo stesso Nello Cristianini, professore di intelligenza artificiale all'Università di Bath nel Regno Unito. I piccoli di Podrecca ad Osaka incantano il pubblico dell'Expo, e poi quelle domande proibite nell'Egitto cosmopolita aperto al resto del mondo. Il primo romanzo dello scrittore canadese Eric Shakur, che va alla ricerca delle radici dei genitori nati a Il Cairo. Viaggio urbano del Trieste Book Fest con i biblionauti alle 18 al Museo Letz, la Mitteleuropa dei giovani artisti, i tabù in scena fra danza e teatro, appuntamento con Mittel Young a Cividale, 9 gli spettacoli dal 15 al 18 di maggio. Lost Places, colori di luoghi abbandonati colti dall'obiettivo, alle 18 al Circolo Fincantieri Varzila, mentre alle 11 alla Biblioteca Stelio Crise è cambiata la musica, la proiezione a chiusura del 70° del 1954. Adesso ci sposteremo all'interno delle pagine dedicate alle notizie dal mondo e dall'Italia. Prima però un passaggio a una pagina dedicata all'università. Farmaci nelle acque, antibiotico resistenza, una sfida emergente per ambiente e salute. Come leggiamo dal tema di Giulia Basso, che riporta in questo articolo, una quota dei principi attivi espulsi dal nostro corpo finisce nelle fognature. Gli impianti di depurazione non sono però ottimizzati per tutte quelle molecole. La laureata Carlotta, la cittadinanza e questioni di uguaglianza, nell'intervista alla neolaureata Carlotta Zotti su un tema molto attuale, anche quello della cittadinanza in Italia. Andiamo dunque alle questioni internazionali. Trump a Riyadh alla corte di Bin Salam. Tra promesse, svolte e maxi accordi. Il tycoon incassa 600 miliardi di investimenti sauditi, pressing su Iran e Israele e promette dialogo con la nuova Siria. Questa è l'agenda di Donald Trump in Medio Oriente. L'incontro con Mohammed bin Salman, il focus su Gaza e il nucleare iraniano. Poi con Elon Musk al Saudi US Investment Forum, presenti anche Zuckerberg, Altman e Fink, quindi tra i principali imprenditori del big tech al mondo. Zuckerberg di Meta, Altman di ChatGPT, cena di Stato con il Consiglio di cooperazione del Golfo e poi possibili incontri con Abu Mazen, Aoun e Al-Shara. Questi gli appuntamenti di Trump. Poi a Doha, in Qatar, è saltato l'incontro con Edan Alexander, l'ostaggio in ospedale per controlli post-liberazione, l'americano liberato recentemente. Ad Abu Dhabi, negli Emirati Arabi, un'altra tappa del presidente americano, e poi a Istanbul, in Turchia, non confermata ancora, una possibile tappa per l'eventuale faccia a faccia Putin-Zelensky con la mediazione del presidente turco Erdogan. E questa è probabilmente l'appuntamento, questo è l'appuntamento più atteso, in particolare per la crisi ucraina-russa, o meglio la guerra più che crisi, con la possibilità di una svolta, anche se dalle ultime dichiarazioni
si è raffreddata la pista di un coinvolgimento delle parti in un incontro faccia a faccia, ma vedremo, insomma, il tempo ci saprà dire quali sono gli equilibri che si andranno a trovare. Invece Renzo Guolo che commenta proprio su quel tavolo gli equilibri del mondo, quindi proprio l'importanza di un confronto tra Putin e Zelensky, anche con la mediazione di altri paesi, in particolare gli Stati Uniti con Trump già fuori dal suo continente, quindi in possibilità di entrare in questa mediazione. Saremo attenti a cosa succede. Zelensky convoca Putin, ma lo zar non ha deciso, infatti come leggiamo dalla pagina successiva, domani negoziati diretti a Istanbul, Kiev dice se non viene allora vuole la guerra, il presidente russo non scioglie la riserva e tuona sulle sanzioni da deficienti, ha detto, riferendosi in particolare ai paesi dell'Unione Europea. L'ONU accusa il volo MH17, fu abbattuto dalla Russia nell'indagine che ci riporta indietro del luglio del 2014. Ancora, verso l'evento a Trieste le sanzioni hanno poco effetto e Putin ha difeso il consenso. Mian sarà ospite alla Kermesse, dove presenterà anche il suo libro sulla Russia. La gente è stanca del conflitto, ma l'economia di guerra ha retto benissimo. Qui vediamo nella foto le manifestazioni a San Pietroburgo per l'80° anniversario della Festa della Vittoria, organizzata in Russia il 9 maggio per celebrare la sconfitta delle forze nazi-fasciste. Poi l'intervista a Marzio Mian, giornalista, scrittore e fondatore del The Arctic Times Project. Disoccupazione al 3% e beni di consumo tornati a disposizione, Mosca ha investito per produrre tutto ciò che prima invece importava. La rotta artica che cambierà i grandi giochi geopolitici nel focus nell'articolo di spalla in questa pagina. Roma contro il MES, Salvini all'attacco. Siamo all'attualità interna, riprendiamoci i nostri 15 miliardi. Tajani si giustifica, ora costruire la pace è una priorità. Dal Movimento 5 Stelle vogliono barattare il sì con una proroga al PNRR, il nuovo meccanismo europeo di stabilità. Il Papa torna a casa, messa e pranzo dagli agostiniani a sorpresa ai confratelli. Dopo la visita al suo ordine, Leone XIV invia un messaggio al rabbino capo di Roma con l'invito al dialogo tra la Chiesa e il popolo ebraico. Attese 200 delegazioni per salutare Leone XIV, la cerimonia domenica in piazza San Pietro e poi pizza balla su Gaza, inaccettabile, spero in Trump, l'appello del cardinale sulle guerre in corso. Gérard Depardieu è condannato a 18 mesi per aggressioni sessuali. L'attore punito per gli abusi su 2 donne sul set di un film girato nel 2021. Non era in aula al momento della sentenza, l'avvocato dice presenterà appello. L'aggressività del legale contro le parti civili costituisce un aggravante. Accanto invece il blitz, arrestati in Germania 4 leader di ultradestra, l'idea del contro-stato nelle attività di polizia in Germania. Sedia a rotelle per Biden, se fosse stato rieletto, la rivelazione in un libro dagli Stati Uniti, proprio un libro che inquadra le condizioni di salute di Joe Biden. Scontri a fuoco in Libia tra gruppi di miliziani, 6 le vittime a Tripoli, con la tensione alle stelle in Libia. Torniamo in Friuli Venezia Giulia, parliamo del bonus casa, 50 milioni per le ristrutturazioni, in ballo anche l'efficientamento energetico, una spesa coperta al 30-40%. I fondi regionali si aggiungeranno alle misure previste già a livello nazionale. Da Budai della Lega preserviamo il patrimonio immobiliare, l'opposizione con Capozzi del Movimento 5 Stelle, attenzione alla spirale dei prezzi, dice. Ancora gli incentivi statali ancora disponibili, tra le detrazioni il tempo del superbonus al 110% è senza dubbio finito e il governo nell'ultima manovra ha varato una stretta generalizzata sugli incentivi edilizi, programmando ulteriori riduzioni per il futuro. Tuttavia esistono ancora varie forme di aiuto per chi ha intenzione di ristrutturare casa. La prima è il classico bonus per le ristrutturazioni che da quest'anno per la prima casa passa dal 50 al 36% su una spesa minima di 96.000 euro. La somma viene restituita in 10 anni attraverso le detrazioni. Stesso meccanismo per l'altro bonus di importo significativo, l'eco bonus,
che copre parte dei costi di alcune lavorazioni, dalla sostituzione di serramenti all'installazione di pompe di calore. Questo nel 2025 è sceso al 50% per la prima casa e al 36% per gli altri immobili. Nel 2026-2027 ne arriva un'ulteriore stretta che vedrà il bonus scendere al 36% per la prima casa e al 30% per gli altri immobili. Viene da capire che il tempo delle detrazioni alte, quelle che superano il 50%, sono finiti. Andiamo alla lettura dell'articolo successivo. Mirante, non è il 110%, aiutiamo il settore edilizio senza rischio speculazioni, chiaramenti nei bandi. L'assessore dice troveremo soluzioni diverse in base ai territori, uffici al lavoro sul nodo dei limiti dell'Unione Europea per gli aiuti di Stato alle imprese. Le categorie puntano a essere coinvolte nella stesura dei regolamenti. L'opposizione chiede che sia alzato il tetto ISEE per ottenere gli anticipi sulle spese, e questo non è secondario, perché un conto è avere la detrazione in 10 anni, un conto è avere il capitale da dover anticipare per le lavorazioni, salvo poi averlo di nuovo indietro, però ripetiamo nel corso di 10 anni, e quindi che sia alzato il tetto ISEE per ottenere gli anticipi sulle spese richiesto dall'Aula del Consiglio regionale. L'indagine sulle mense scolastiche in regione, i rincari maggiori, il report di cittadinanza attiva. La spesa media di una famiglia tipo è di 84 euro, Friuli Venezia Giulia terzo in Italia per gli aumenti più 2%, Udine la città più costosa per le mense scolastiche. Gorizia e Pordenone sono i capoluoghi dove l'esborso è minore, Emilia Romagna la più onerosa, crescite record in Sicilia 12,7% e Umbria 5,45%. Tariffe invece in calo al sud, tra Sardegna e Calabria, con le migliori regioni dove l'importo è più basso per le famiglie. Questo è uno schema articolato con tutte le regioni italiane e l'importo con il costo del pasto del 2024-2025 e quello invece in relazione al 2023-2024. In Friuli Venezia Giulia i numeri sono i seguenti, come li vediamo da questo grafico: le città Gorizia, Pordenone, Trieste e Udine, il costo medio è di 3,98 euro a livello regione, il più alto a Udine 5,5, 4,15 a Trieste, 3,20 a Pordenone, 3,07 a Gorizia. Il costo del pasto, il costo mensile è di 80 euro la media in regione, a Trieste 83 euro, a Udine 110, a Pordenone 64, a Gorizia 61, e quindi l'ultima colonna il costo annuo, medio 716, a Trieste 7,47, quasi 1000 euro a Udine, sono 990, 5,76 a Pordenone, 553 invece a Gorizia. Questo poi le famiglie che hanno figli iscritti in scuole con la mensa, insomma, lo hanno potuto appurare dalle varie avvisature che arrivano direttamente dalle scuole e dal comune. Solo un istituto su 3 è dotato al suo interno di un refettorio e cucina. Dal PNRR 7 milioni e mezzo. Cantieri già avviati con i fondi nazionali da Moggio a Fiume Veneto. Il piano coinvolge 905 progetti, il 65% delle opere è concluso. Andiamo ad altro, sempre nell'attualità, ma usciamo dalla regione. Forte scossa ai Campi Flegrei, terremoto di magnitudo 4.4, gente in strada, scuole evacuate, trasporti in tilt. È stata raggiunta anche Napoli, i danni sono contenuti. Musumeci dice necessario attivare lo stato d'emergenza. Qui la terra trema ancora, dicono da Napoli e dintorni. Panzironi condannato 2 anni e 8 mesi al guru delle diete per esercizio abusivo della professione medica. E poi il femminicida in aula, posseduto da Satana, uccise la moglie lo scorso anno a Solero. I giudici su De Maria, non c'era alcun segnale, un esito imprevedibile nel femminicidio-suicidio di quell'uomo che era in carcere, poi è uscito per buona condotta, ha lavorato in un albergo e ha ucciso di nuovo e poi si è tolto la vita. I dazi azzoppano i Balcani, previsioni del PIL a ribasso, lo sviluppo dell'area con la BERS che rivede gli indicatori del prodotto interno lordo che scende da un meno 0,4% e la crescita per il 2025 si ferma al 3,2%. Gli effetti si rifletteranno anche poi sul 2026. Proseguiamo con il piccolo, da Trieste a Lussino con Liberty Lines, si parte il 26 giugno
biglietti già in vendita. Queste le tratte che coprirà il trasporto marittimo da Trieste, con le tappe a Pirano, a Parenzo, a Rovigno e a Lussimpiccolo. Ci sono tutte le indicazioni orarie e di costo, sabato e domenica, dal lunedì al venerdì, il mercoledì e il giovedì, con diverse tratte in queste 2 giornate, i prezzi e quant'altro. Cirielli, la scritta Tito, e sul terreno privato la polemica transfrontaliera sul Sabotino, che continua a singhiozzo a far parlare di sé. Qui c'è la pagina degli eventi NEM, Sport Business Forum, Festival verso i giochi ed eredità per il futuro. Torna l'iniziativa prodotta dal gruppo editoriale del Piccolo tra agonismo, economia e imprese. Fiona May, Zico e Zanetti, ecco i primi nomi dei big che animeranno l'evento. Riconosciamo anche Billy Costacurta, Alex Schwarzer e Lorenzo Bernardi in questi 6 volti riportati dalla pagina di riferimento. Per l'economia, gara per Iveco Defense, passa per il nord-est la sfida del settore difesa, anche la spagnola Indra in corsa per il gruppo con sede a Bolzano e fabbrica Vittorio Veneto. Gli analisti di Equita dicono il possibile uso del Golden Power fissa il suo valore a 1,3 miliardi di euro. Il consorzio Pino Grigio delle Venezie vuole rafforzare la leadership all'estero, stangata invece sull'ex Ilva, l'altoforno si ferma, oltre 4.000 in cassa integrazione, sindacati all'attacco. L'incendio all'AFO 1 ha compromesso la capacità produttiva, torna in alto mare anche la vendita agli azeri di Baku Steel, con le trattative che erano in corso. Alto Isontino, le 100 migliori imprese, lunedì l'evento Best Performer al Polo Goriziano dell'Università di Trieste, l'incontro aperto al pubblico per conoscere le realtà produttive del territorio, come detto, dell'Alto Isontino. Andiamo allo sport con la Triestina, la carica dei tifosi, 100 me lo sono inventato adesso, la carica dei tifosi, il club, ci sarà da soffrire, ma la Triestina sabato ce la farà, la priorità è la salvezza, per il futuro poca fiducia nella società. Questo filtra dai tifosi, anche perché c'è una scadenza, quella di giugno, con i pagamenti che la Triestina dovrà operare per il saldo del dovuto sugli stipendi dei dipendenti, sui contributi, sui pagamenti delle tasse e l'iscrizione al prossimo campionato. Chiaramente da sabato in poi si capirà se l'iscrizione dovrà essere per la C o per la D. Questo lo dirà il campo. Intanto dal campo lo 0-0 di Caldiero Terme di sabato scorso porta la Triestina a giocarsi il tutto per tutto, con la possibilità dei 2 risultati, che può essere un bene ma anche un male, in particolare per l'attenzione alla gara, ma tant'è, sabato alle 20 allo Stadio Rocco la partita fra Triestina e Caldiero Terme. L'asta è stata un successo, giovanili ingresso a €1 per le iniziative adoperate a riguardo. Calcio dilettanti, San Luigi ritorno in D, giocare il derby no grazie, dicono da San Luigi, anche per cercare di tenere alta la volontà di puntare i riflettori della D sul San Luigi fra le triestine che ne faranno parte, e invece lasciare il palcoscenico della C a una Triestina che in qualche maniera, se dovesse scendere in D, rappresenterebbe un terremoto sportivo a Trieste. Squadra di livello, dice Andrea Coronica, ex capitano dell'Alma, esalta i biancorossi, Trieste deve essere ambiziosa, con Brescia sarà battaglia. Dice Coronica, è stato capitano per tanti anni della pallacanestro Trieste sotto diverse sponsorizzazioni, e lo dice dunque al Piccolo. Brescia sarà una partita difficile. Futurosa Under 19, KO con Battipaglia, oggi sfida a Venezia per le giovanili femminili del basket della Futurosa. L'assistant coach Taccetti rimane in biancorosso per quanto riguarda le riconferme. Basket, Trieste e Contovel si preparano ai play-out derby per evitare la discesa in Serie D. Le Orchette, inizia la serie con la corazzata Catania. Oggi alle 20, semifinale di gara 1 in casa del team siciliano. Il coach Alabardato Zizza dice: giocheremo a viso aperto. Consideriamo che Catania è una delle squadre più forti a livello femminile e nella massima serie della pallanuoto, e quindi questa gara
playoff, sarà questa gara, diciamo, della semifinale scudetto, sarà un banco di prova fondamentale per le orchette allenate proprio da coach Zizza. Per la vela Italia Cup Ilka sul Garda, Sterni, Girani e Gabrieli sono sul podio nazionale. Ancora sport, Festival di Roma, Sinner e Musetti approdano ai quarti degli internazionali d'Italia, Paolini in semifinale nel femminile, dopo una clamorosa rimonta qui proprio Yannick Sinner e Jasmine Paolini che si scambiano un 5 negli spogliatoi anche per la vittoria di Paolini arrivata all'ultimo. Coppa Italia in palio stasera invece per il calcio. Milan e Bologna all'Olimpico vanno a caccia del trofeo e stasera sapremo se a vincere la Coppa Italia sarà il Milan o il Bologna. Bologna che è arrivato in finale e che rappresenta per certi aspetti un inedito sulle squadre che arrivano all'ultima partita della Coppa Nazionale e chissà che non riuscirà a rappresentare anche un record per il proprio palmarès. Biathlon, c'è il calendario della Coppa del Mondo in via in Svezia e poi chiudiamo con la volata d'Orange, la corsa riparte dall'Italia ed è accolta sulle strade da una valanga di gente. A Lecce, primo sprint dell'olandese Van Hunden, Pedersen invece quarto sempre in rosa. E con il ciclismo chiudiamo la rassegna stampa. Tra poco, vi ripeto, saremo in compagnia di Anastasia Doglia di Forza Italia, a seguire dalle 9 alle 10 Maurizio Fogar della lista civica Muggia del Consiglio Comunale di Muggia. Avremo i collegamenti con Gianluca Paladin da diversi punti della città. Un passaggio lo dedicheremo a Roiano, a qualche minuto, forse più di un minuto, qualche mezz'ora di anticipo rispetto all'orario dell'inaugurazione fissata alle 10:30 per la nuova piazza di Roiano. Ci vediamo tra poco. Torniamo in diretta con Sveglia Trieste, come anticipato siamo in compagnia di Anastasia Doglia, capogruppo di Forza Italia in quarta circoscrizione a Trieste. Buongiorno, ben trovata. Buongiorno a tutti, grazie per l'invito. Abbiamo subito una telefonata, buongiorno. Pronto? Se c'è qualcuno si annunci, buongiorno. Buongiorno. Hanno lasciato il telefono vicino al caffè. Beh, recupereremo dopo, sì, casomai. Dunque, Doglia, c'è una situazione che si sta finalmente in qualche maniera sviluppando, sta avendo per il suo epilogo, che è quella della sicurezza nel giardino Leonor Fini, il giardino di via Boccaccio, per chi non conoscesse la sua nomenclatura corretta. Ovvero, ne abbiamo parlato l'altra settimana con il capogruppo di Forza Italia in Consiglio Comunale polacco, che dopo le richieste sue della circoscrizione di Forza Italia e anche quindi del Consiglio Comunale arriveranno 2 telecamere così chiamate brandeggiabili, cioè si possono anche spostare, non sono fisse, a controllo del giardino. Giardino che è stato nel tempo, non dico costantemente, però a episodi interessato da bivacchi, danneggiamenti, vandalismi e diciamo situazioni di questo tipo. Assolutamente, una mia vecchia battaglia e l'abbiamo condivisa anche assieme noi due. Non ero ancora consigliera ed era il Covid, eravamo con le mascherine in giardino, abbiamo fatto un'intervista a seguito proprio di atti vandalici accaduti nel giardino e attorno. Già da allora chiedevo di installare un impianto di telecamere. Dopodiché, eletta in circoscrizione, nel 2022 insieme al consigliere Bartoli abbiamo scritto una mozione che fu approvata all'unanimità dal Consiglio. Tra le varie proprio si richiedevano queste 2 telecamere e finalmente dopo un po' di anni, anche grazie alla sicurezza, l'assessore alla sicurezza di Trieste, Gavardo, e con l'aiuto anche del consigliere polacco, siamo riusciti a ottenere questo stanziamento che probabilmente il prossimo anno verranno installate le telecamere. Che poi mi permetta, dopo arriviamo alla telefonata, ciò che a me fa sempre specie è che per mettere 2 telecamere ci sia un iter così lungo. Esatto, cioè mi ha spiegato Polacco quando l'avevamo visto l'altro giorno, che mi aveva in qualche modo anticipato l'esito di questo iter avviato proprio da Anastasia Doglia, il fatto che per mettere 2 telecamere bisogna fare la gara, tutto quanto, e saranno pronte
fine anno, all'inizio del prossimo anno. Se siamo al 14 maggio, cioè se io voglio mettere una telecamera oggi a casa mia, la compro, la installo, il Comune di Trieste, per amore del cielo, sarà tutto giusto, la trasparenza, i bandi, tutti i partecipi, però si arriva a dicembre. Sì, un iter lunghissimo. Mi pare un po' troppo, Sì, non so se sarà il mio commento, la mia opinione personale, ma per installare 2 telecamere, una burocrazia così lunga che porta l'installazione a dicembre, quando siamo a maggio, magari c'è da rivedere qualcosa a sistema paese, no? Sistema paese, l'inerzia burocratica italiana, assolutamente, concordo. Anche noi consiglieri spesso siamo esausti, pieni di aspettative e dobbiamo attendere tanto per vedere lo sviluppo delle nostre opere, le nostre emozioni, anzi magari vengono realizzate il mandato successivo, quindi ce ne vuole. Ce ne vuole, sentiamo una telefonata, buongiorno. Buongiorno caro dottor Bernardo, è un piacere interloquire con la brava consigliere Anastasia Dolia da Claudio Visentini. Buongiorno Claudio, prego. Buongiorno Claudio. Buongiorno, prego, mi ha bruciato la domanda, comunque faccio un plauso alla consigliera per essere vicino ai cittadini per la loro sicurezza, avendo ottenuto l'installazione di 2 telecamere in via Boccaccio. Cara consigliera, altresì da questa trasmissione il signor Franco Lega da Udine Nord sollecita a ragione la polizia sia dotata di metal detector per un rapido controllo delle persone in luoghi sensibili, che identifica pistole, coltelli. Ahimè troppi giovani, diciamo sfaccendati, girano appunto con i coltelli in tasca, armi in genere, visto che l'uso del metal detector in Italia è legale. Credo sia una cosa buona e giusta. Grazie per la risposta e si può attivare in questo senso. Grazie. Grazie signor Claudio. Beh, quello sul metal detector è un quesito cui aveva risposto la settimana scorsa il consigliere Medau di Fratelli d'Italia, che ha promesso di avviare un iter, un percorso per arrivare alla dotazione della polizia locale, perché la competenza municipale è sulla polizia locale, dei metal detector di concerto con l'assessore De Gavardo. Poi anche in questo caso, se l'iter avrà un suo esito, probabilmente lo vedremo tra diversi mesi. Auspichiamo che ci sia, perché metal detector appunto adesso c'è l'era del coltello, sarebbe molto utile per identificare prontamente i malintenzionati, cosa che espanderei anche appunto in dotazione delle forze dell'ordine appartenenti alla Polizia di Stato e anche ai Carabinieri. Certo. Giardino Leone Orfini, quali sono state le problematiche nel tempo? Di quale natura? Un po' di tutto, abbiamo avuto atti vandalici, ma a titolo gratuito, tipo parabrezza infranti di auto parcheggiate intorno, rottura della staccionata della precedente area di sgambamento, danneggiamento ai giochini per i bambini, gli steccati che cingono l'area giochi, dopo bivacchi, abbiamo avuto anche, dopo che c'è stato lo sgombero del silos, come una mini succursale, quindi coperte isotermiche con gruppi di persone che ci dormivano e conseguenze sporcizia, perché dopo mangiando, bevendo eccetera lasciavano lì tutto. Frequentazioni, è stato segnalato anche un maniaco. Un maniaco? Un maniaco mi hanno segnalato delle vicine di casa. È una persona che dietro le siepi aveva dei comportamenti un poco ambigui e questa cosa non va bene, perché di giorno è frequentato da bambini. Non ho più avuto segnalazioni in merito, però diciamo che è un giardino difficile, nel senso che è completamente aperto, quindi di notte passa chiunque. A me arrivano i video delle vicine. Ma ancora oggi? Ogni tanto c'è ancora qualche video di gruppetti nascosti la sera e che di sera al buio non riesci bene a identificarli, però purtroppo è un problema anche che va a inficiare anche altri giardini di altre zone. Succede non solo da noi, anche Piazzale Rosmini ha avuto dati vandalici, c'era un periodo che hanno anche trovato degli spacciatori, idranti svuotati. Un altro episodio che non è salito alla cronaca, invece la casetta di legno in viale Romolo Gessi gli avevano dato fuoco. Ah sì? Mi trovavo per caso una sera lì, prontamente i vigili del fuoco hanno subito bloccato il tutto, però c'era fuoco.
se non arrivavano se fossero arrivati prontamente poteva accadere un disastro. Un mese fa proprio, per cui c'è questo continuo vandalismo inutile in parecchie zone della città, non sono baby gang, gente senza dimora fissa, non ho idea. Perché... Ecco. Poi parliamo anche di persone senza fissa dimora, perché lei mi aveva segnalato una mattina ciò che abbiamo visto nella Scala che collega, diciamo, la zona della stazione a Piazza Belvedere. Stella ancora esatto, c'è ancora lì quella quel... persona, è da tanti mesi lì. Ma mi fa specie che il condominio non abbia fatto nulla, non entro nelle dinamiche condominiali, però... Sembra com'è che quel portone lì non sia quello principale, scendono dalla scala più avanti, o perché hanno paura di infierire, o perché impietositi, non ho idea, però certamente non è il posto giusto, come anche che ho segnalato più volte che dopo se ne vanno ma poi tornano, via Sant'Anastasio sotto l'Inps, vicino poi l'oratorio della chiesa, Cuore Immacolato, anche lì, nonostante abbiano messo una recinzione, c'è sempre qualcuno senza tetto e ci sono pure le strutture intorno che potrebbero dare anche aiuto insomma, perché di fronte all'oratorio c'è una struttura e anche via Udine. Andiamo a sentire una telefonata, buongiorno. Gulotta, buongiorno a lei e alla rappresentante circoscrizionale della Quarta. Allora, l'altra settimana qualcuno, adesso io non mi ricordo, si parlava tanto di giardini, anche voi avete cominciato col giardino adesso. Io vorrei dire qualcosa sul giardino interno dell'ospedale Maggiore. Io ho lavorato tanti anni all'ospedale Maggiore, per cui me lo ricordo, era meraviglioso. Quel passaggio che va dall'entrata alla chiesa non esisteva, non c'era il sotterraneo, ma era chiuso a un certo punto, non si poteva fare il giro, e noi anche alla notte passavamo per portare gli esami del sangue o altro attraverso il giardino. C'erano degli alberi bellissimi, qualcuno è rimasto, però quei capannoni che sono dentro nel giardino, che sono stati messi per fare i lavori interni dell'ospedale, sono rimasti lì e sono rimasti come spogliatoi per il personale. Mi ricordo anche che c'erano i giardinieri appositi dell'ospedale, avevano anche il vivaio per fare le piantine, mettevano i fiori nelle aiuole, non c'erano quei passaggi vergognosi sull'erba da una parte all'altra, che ormai l'erba non esiste più, macchine posteggiate interno che entrano dalla via Stuparic. A me sembra che, essendo un ospedale, si potrebbe anche tenere meglio, perché veramente a Marcotte, ricordando com'era quel giardino una volta, adesso veramente è vergognoso in tutti i sensi. Non so altro che dire. La signora è della Quarta circoscrizione, potrei dire qualcosa anche sull'orto botanico, che io abitavo dalla nonna da bambina in via del Farnetto, per cui frequentavamo moltissimo l'orto botanico anche con la scuola, però si parla tanto di verde, però non si mantiene il verde che c'era una volta. Era un piacere finire la notte, uscire e vedere questo giardino, anche l'entrata. Vabbè, l'entrata ci sono stati altri problemi, ma veramente bisognerebbe fare qualcosa. La signora è di Forza Italia, se potrebbe interpellare un momento anche il suo rappresentante nella regione, così vediamo un momento di mettere un po' a posto, perché non mi direte che non c'è posto dentro, sono stati levati i reparti, sono stati fatti dei servizi, però per un spogliatorio tirare via quei vergognosi, sia per le persone che ci vanno e sia anche per i dipendenti che devono uscire d'inverno per andare a spogliarsi nei capannoni esterni. Grazie Nivea. Grazie Prego, Nivea, inoltreremo sicuramente, parleremo un attimo, vediamo cosa si può fare. Certo, poi la competenza dei poli ospedalieri diciamo ha in qualche maniera una marginalità dal comune di Trieste, può sicuramente fare qualcosa il sindaco, la politica locale, poi le decisioni verranno prese
da chi gestisce. Esatto. Fra le mozioni di Forza Italia in quarta circoscrizione c'è quella della riattivazione del servizio di polizia di prossimità, il cosiddetto vigile di quartiere o poliziotto di quartiere, che mi viene da dire ormai è sulla bocca di tutti assieme al metal detector. A fronte di tutti gli accadimenti in questa città che stanno aumentando, aggressioni, furti, scassi, violenze sulle donne, rapine nelle case, stanotte alle 4 di mattina hanno aggredito un signore zona Piazza Ospedale, ieri, vicolo ospedale militare, che scendeva dall'auto. Sì. Ogni giorno succede qualcosa, quindi a fronte di tutto ciò anche noi come Forza Italia, come anche già Berlusconi sosteneva, chiediamo un monitoraggio dinamico, magari anche giorno e notte, da parte di tutte le forze dell'ordine, non solo la polizia locale, ma anche i carabinieri e la polizia. Sempre fermo restando le forze che hanno al momento, perché non sempre sono in dotazione, per cui però fungerebbe deterrente vedere anche il poliziotto in borghese che comunque si avvicina, che dà un aiuto. Potrebbe essere uno strumento valido come deterrente anche per dare un po' più sicurezza alle persone, soprattutto nelle vie più nascoste. Leggo alcune mail, Sì. Buongiorno a tutti, continua l'inciviltà a Trieste, ieri pomeriggio un extracomunitario si faceva il bagno nella fontana sotto il Palazzo della Regione in Piazza Unità, proprio in pieno centro. Scrive un telespettatore, che anche qua è la quarta circoscrizione, ma insomma in questo caso è marginale la competenza territoriale. Altra mail dice: concordo anch'io che è scandaloso aspettare 4 anni per 2 telecamere in un giardino 2 passi dalla stazione ferroviaria. Sì, effettivamente 7 maggio 2022 la richiesta della telecamera, 7 maggio fra l'altro, siamo 14 maggio, sono passati 3 anni e 1 settimana e non c'è ancora la telecamera in realtà, che ne stiamo parlando. Dicevamo della mail, anch'io scandaloso di aspettare 4 anni per 2 telecamere in un giardino a 2 passi dalla stazione ferroviaria. A marzo 23 ho subito un tentativo di aggressione alle 17:50, per cui la zona è particolarmente pericolosa. Viene chiamata in causa la burocrazia che stranamente era sparita durante il periodo Covid. Ricordo che abbiamo buttato milioni di euro per mascherine e farlocche, dispositivi sanitari non conformi, il tutto acquistato senza bandi, per 2 telecamere 4 anni, scrive Patrizia, in uno sfogo anche diciamo che riconduce ai tempi del Covid, che diciamo è molto personale, ognuno l'ha vissuta in maniera diversa, ecco, quindi insomma è giusto che poi quando si vede come vanno le cose o come sono andate qualcuno tiri le somme, ma insomma poi questo è giudizio personale. Sì, ma legittimo, ognuno ha il suo sfogo. Non entro in merito, mentre entro nella mail di Marco Englaro per vedere la vignetta di quest'oggi. In Regioni farà un sacco di ponti, era ieri una pagina del Piccolo che proprio riferiva che ci sono dei ponti da dover ristrutturare in regione. Migo appena fatto quel del 25 di aprile e quel del 1 di maggio e se non sbaglio il 2 giugno sarà un lunedì, quindi sarà diciamo un weekend lungo per molti, non per tutti, perché c'è comunque sempre chi lavora e quindi il ponte per chi se lo può permettere sarà un qualcosa di gradito. Dicevamo del poliziotto di quartiere, deve essere attivato però dalla questura. Avete avuto segnali da parte della Polizia di Stato di un'apertura su questa proposta? Oppure, ovviamente non dico a livello circoscrizionale, magari con gli interlocutori regionali o comunali? Sono riuscita a parlare anche con, adesso ha finito il suo mandato, con una persona che stimo tantissimo, l'ex questore Ostuni, ne abbiamo parlato, ho parlato anche con altre persone, forze dell'ordine che conosco, anche il comandante dei carabinieri di Via Ermet, parlando un po' di tutte le forze dell'ordine. Anche adesso c'è stato un cambio al comando di Via Ermet, comunque l'ex comandante Cigni, lui effettuava il pattugliamento, addirittura per le sue attività commerciali con i suoi colleghi passavano, chiedevano come va, faceva mettere il timbro che attestava il loro passaggio. Quindi sempre a fronte delle personali in forze, chi può lo effettua, poi può essere anche una sensibilità, un apprezzamento da parte del comandante. Alcuni comandanti sono più favorevoli a questo tipo di pattugliamento, altri no, però diciamo che più forze mettiamo in campo meglio è per la nostra città. Dopo sempre si torna al discorso che bisognerebbe legiferare a livello statale, nazionale e poter mettere dei decreti un po' più ferrei nei confronti della delinquenza, anche
coloro che delinquono, che sono minori, che dopo sono in libertà, sono tante cose da cambiare, ma quello noi a livello locale così nel piccolo non possiamo più tanto fare, solo spiegare le nostre forze. Chiaro, chiaro. A livello di circoscrizione, se dovessimo mappare la quarta circoscrizione, si passa da, dicevamo anche prima, Passeggio Sant'Andrea, Viale Romolo Gessi, dove c'è un'altra mozione che ora le chiederò di illustrarci, fino al Giardino Leonor Fini, che è praticamente a 2 passi da Roiano, quindi un'estensione molto larga, molto ampia. Ecco, Viale Romolo Gessi, leggo richiesta di istituzione di uno stallo generico per disabili, manca? Per le auto? Allora, diciamo che ce n'è solo uno che è all'imbocco del Viale Romolo Gessi con l'incrocio con la via Murat. Viale Romolo Gessi è abbastanza lungo e dovrebbero essere distribuiti in maniera più equa questi stalli, essendo una zona comunque che ha la passeggiata, c'ha l'Ariston, adesso verrà aperto anche il cinema che verrà utilizzato anche per altre manifestazioni, forse riaprirà Viti sotto un'altra veste. Quindi è un luogo di passaggio e anche da parte di disabili. Trieste è una città piena di persone con disabilità, persone anziane, per cui anche per favorire la passeggiata e il tutto è giusto prendere la via dall'inizio, ma anche che ci sia uno stallo più avanti, anche a fronte dell'aumento delle persone che ci saranno. Per cui abbiamo affrontato ieri in circoscrizione questa mozione, che è stata approvata all'unanimità, adesso aspetta il Comune valutare ove posizionare questo stallo e crearlo proprio. Le faccio una domanda su Viale Romolo Gessi. Secondo lei è possibile sfruttarlo un po' di più rispetto a quanto lo si fa in questo momento? Io ho dei bei ricordi degli anni '80 che si andava in Viale Romolo Gessi, era pieno di gente, pieno di locali, di movimento. Sicuramente un'idea istituire dei mercatini. Ne abbiamo parlato in circoscrizione, ho anche chiesto all'assessore Tonelli, eventualmente non mercatini fissi, ma ci sono quelli che sono anche temporanei, no? Esatto, quindi potrebbe essere un'attrattiva, perché comunque è un rione molto popoloso, c'è zona di passaggio proprio perché è un'area verde, ci sono i giochi, quindi anche le famiglie è un momento in più per trovarsi, un punto di aggregazione. E mercatini sicuramente, poi speriamo che l'ex Viti venga acquistato. Ma ci sono, diciamo, segnali? Io so che è in vendita, però non so quanto costi le trattative, perché ovviamente le gestiscono le agenzie, chiaro. o chi per loro, no? Però non sarebbe male. L'Ariston Gelateria, Pizzeria fa un sacco di iniziative che traggono un po' il pubblico e poi piacevole, in quella posizione si trova. La signora che gestisce i giochi dei bambini è proattiva, anche lei auspica e spera sempre che si creino iniziative ulteriori. Adesso ci sarà anche, sempre tramite la circoscrizione, un evento di una passeggiata nel verde, letteraria, quindi ci sono delle iniziative che anche noi possiamo fare, però anche il Comune sicuramente potrebbe creare delle situazioni anche perché diciamo l'area si presta, è pedonale, lunga, 2 file di mercatini con un passaggio centrale o laterale sarebbe proprio coerente, no? Sì, anche un mercatino barra manifestazione, evento, non dico come il mercato di, non so, Borgo San Sergio che è fisso, non so, il mercoledì, non mi ricordo il giorno, però a tema ogni tanto qualcosa che movimenti sarebbe piacevole, ma proprio perché si è prestato, no? Oppure un giorno si parlava anche, non so, mettere d'inverno lì la pista di pattinaggio anche. Sono tante idee carine, dopo me le ruberanno sicuramente. Vabbè, insomma l'importante è farle. Poi. Poi in politica so che è importante anche chi le propone, io la vedo più da cittadino, l'importante è che si facciano le cose. Ma poi diciamo che c'è anche qualcuno che ha molto più potere esecutivo. Poi si entra in dinamiche più politiche. Infatti. Una mail: per tornare a un livello di sicurezza accettabile, le attuali leggi buoniste per chi delinque devono essere cambiate e inasprite. Questo spetta al Parlamento e alle istituzioni locali se ne devono fare carico. In assenza nulla cambierà, anzi sarà peggio. Cordiali saluti, scrive un telespettatore. È chiaro che poi la legge parte da una proposta in Parlamento dove siedono politici e che quindi devono in qualche maniera vedere all'attualità e adeguarsi a riguardo, e dopodiché quando si parla di leggi sulla sicurezza si tocca sempre un nervo scoperto, perché in tanti chiedono che siano riviste determinate situazioni,
ma il contrappeso sono le carceri piene, le sentenze, tutti i documenti sui tavoli dei tribunali che intasano gli uffici, eccetera eccetera, quindi chiaramente non è che si fa così e si risolve il problema, magari. Altra mail: l'extracomunitario fa il bagno nella fontana di Piazza Unità, con tipo 6-7 punti di domanda. Il palazzo della prefettura si affaccia su Piazza Unità e non aggiungo altro, a parte che continua ad indignarmi ogni giorno, quindi come dire, c'è la prefettura di fronte, com'è che non si fa niente? Questo è un po' il senso della mail. Piazza Unità. Nella parte bassa di via Moreri, altra mail: dalla posta fino alla salita le automobili arrivano a velocità folli, parliamo anche di 80 all'ora per poi affrontare la salita e in discesa la stessa cosa. Potreste mettere per quelle poche centinaia di metri un autovelox tarato a 30 all'ora o un dissuasore prima che succeda una disgrazia? Parte bassa di via Moreri. Terza circoscrizione, inoltre ai miei colleghi magari c'è comunque c'è un salto in via Morei a un certo punto, a metà c'è una specie di fossato che secondo me potrebbe essere un deterrente naturale per tutti i veicoli. Esattamente, poveri ammortizzatori. Sì, però giustamente lamentano l'alta velocità. L'alta velocità non va bene. L'alta velocità in via Moreri, insomma, non è il caso. No. Altra telefonata, buongiorno. Sì, buongiorno. Prego. Volevo dire una roba per quanto riguarda appunto la sicurezza, no? Ma avevo già telefonato un anno fa e anche 3 anni fa che avevo detto la mia. Amico, ho 60 anni, non so che sono tanto vecchio, però mi ricordo quando abitavo, mi abito nelle case popolari, comunque abitavo in via Paesiello, nella mia abitazione, diciamo, 3 piani più sotto stava un maresciallo, in grattacielo di fronte stava un altro maresciallo dei carabinieri, a fianco stava poliziotto, le case poco più là, c'erano poliziotti, carabinieri, gente che abitava appunto in queste zone. Adesso oramai nelle case, diciamo, popolari o in questi rioni non abita più poliziotti, carabinieri, queste persone. Quello era un deterrente, perché qualunque roba succedeva o cosa, lui, non so, veniva sulle scale, veniva in finestra e dopo avvisava, arrivava anche gli altri carabinieri, o cioè succedeva qualcosa là nel rione, e andavo a chiedere informazioni a lui e tutta la gente che aveva riguardo, mi abito in via Paesiello, appunto, cioè ne era tanti. Adesso mi vedo che non esiste un poliziotto, un carabiniere che abitassi più, non so dove va a abitare, compra tutte le case e andrà nelle zone migliori, però magari fare un accordo appunto con il comune, con gli altri, di mettere magari 2 appartamenti per questi giovani o per qualche pensionato anche dei carabinieri, delle forze dell'ordine, perché la gente dopo va a riguardo, lo risegnala, i presenti sul posto. Non serve il poliziotto del quartiere che alle 10:30 della mattina cammina, va in negozio, buongiorno signora, come sei? Sì, bene, grazie, tutto a posto, così. Uno che abita in queste zone, dopo vivi la notte, vivi il pomeriggio, vivi la sera e sa le problematiche del posto, segnala e le persone si comportano meglio. Io dico, ho già segnalato di fare qualche accordo, di fare queste robe qua, perché se no non se ne viene fuori. Anche a Melara, per dire, o qua vai Maura, mi non vedo un poliziotto che abitassi, faccio giri perché ho parenti qua e là, non esiste, non vedo poliziotti, non vedo carabinieri, proprio che vivi il posto, che sa le problematiche e tutto. Allora arriva là con la volante, fai il controllo, fai il giretto, va via. Però di sera, di notte, cosa che succede? Secondo me bisogna fare così, e mettere in ogni gruppo di case, mettere anche 2 appartamenti per dedicati. Poliziotti. Molto chiaro, grazie. Grazie. È una proposta che potrebbe trovare una sponda sull'edilizia sovvenzionata, cioè case ATER o comunali, no? Che dedicano magari a qualcuno, in modo da mescolare anche con le competenze. Non so quanto risponda ai criteri attuali, però è un'idea, insomma, quella lanciata al telespettatore. C'è un ISEE, c'è una graduatoria per accedere alle case ATER, però l'idea di per sé non è male, perché spesso sono tipo quadrilateri, casermoni, sono dei complessi edilizi che una figura all'interno che dia più sicurezza sicuramente trarrebbero vantaggio i residenti. Una mail dice: ottima idea quella dei mercatini a Sant'Andrea, proponete un mercatino dell'usato, è una proposta che arriva via mail. Dobbiamo andare in pubblicità, breve pausa, torneremo tra poco nuovamente in vostra compagnia.
diretta con Sveglia Trieste, in studio in compagnia di Anastasia Doglia di Forza Italia in quarta circoscrizione, mentre dall'esterno siamo con Gianluca Paladin a circa 2 ore dall'inaugurazione della nuova piazza di Roiano, la nuova area dove è inserito l'asilo e il parcheggio. Buongiorno Gianluca. Buongiorno, esatto Bernardo, alle 10:30 verrà inaugurata questa nuova area Expolstrada di Roiano con l'asilo, ma poi anche il verde, l'area sgambamento cani, i giochi per i bambini, 99 parcheggi interrati naturalmente. E quindi questa è la situazione che ci si presenta davanti agli occhi prima dell'inaugurazione, naturalmente poi nel servizio di Tele4 sicuramente di questa sera vedremo tutto nella sua completezza e noi Bernardo abbiamo già iniziato a rivolgere domande ai roianesi che abitano in zona e ovviamente anche a coloro che frequentano comunque l'area ogni giorno, compreso chi vi lavora, e devo dire che il bilancio è sostanzialmente positivo di questa apertura, di questa inaugurazione e di come è venuta la struttura e tutto quanto. Certo è che c'è anche qualche suggerimento, alcuni per esempio hanno detto che c'è troppo cemento, quindi magari un po' di caldo nelle giornate estive e poi anche qualcuno si aspettava più verde, quindi anche questa è un'altra segnalazione, però sottolineiamo che il bilancio è comunque positivo, cioè diciamo che alla gente piace che ci sia questa nuova area dedicata a bambini, anziani, a tutti quanti insomma, quindi comunque possiamo dire che le persone, i roinesi sono contenti. Ascolteremo nelle interviste, nei servizi del nostro telegiornale i loro suggerimenti, così appunto che poi insomma a completare per così dire la giornata che vede appunto l'inaugurazione della nuova area di Roiano, ripeto, sgambamento cani, area giochi è questa qui per i bambini, alle nostre spalle c'è invece l'asilo, ma poi ci sono anche i 99 parcheggi interrati, quindi insomma vedremo più nel completo questo anche attraverso i nostri servizi. Un bilancio positivo per i roianesi, a parte qualche suggerimento, vi restituisco la linea. Grazie a Gianluca Paladin. Allora possiamo anche commentare, ma prima io volevo vedere se sono in grado, Doglia, di far vedere. Sì. Ecco, aspettiamo un attimo. Ecco, questa qua è un'immagine, fermo immagine di un servizio del 2015. Ah, sì. Era così. Era così, sì. Poi è giusto che ci siano oggi le dovute considerazioni su come è venuto, diciamo, il prodotto finito, se c'è poco verde, tanto verde, se c'era necessità di inserire più aree ombreggiate, insomma, e dopo ognuno lo vede con i propri occhi. Ricordiamo però insomma che prima era così, adesso vediamo se ho qualche fermo immagine un attimo più significativo. Questo è sempre dell'ingresso. Prima c'era la sede della polizia stradale, c'era tutto cemento, c'erano dei serbatoi sotterranei, c'era un grande albero, va detto, questo albero che vedete qua, che era un albero importante, però non era un'area aperta al pubblico, non era un'area fruibile, era un po' un pugno nell'occhio in mezzo a un rione, che oggi si apre. Poi è venuto bene, è venuto male, visto che lo riprendi da zero, hai la possibilità, diceva, hai una tela bianca su cui scrivere, potevi fare meglio, potevi fare peggio, quello è molto soggettivo. Di fatto però, almeno oggi, cioè se guardiamo al fatto oggettivo, non soggettivo, ma oggettivo, sotto gli occhi di tutti, quell'area ora è pubblica. È pubblica, e riallacciandomi al discorso della tela bianca, diciamo che è in parte dipinta, ma si può continuare a dipingere, quindi è tutto migliorabile, si possono aggiungere degli alberi, magari qualche parte più all'ombra, un patrimonio arboreo, un roseto, non so, sempre valutazione di chi si occupa del verde in comune, anche perché ci sono degli studi per vedere che piante attecchiscono meglio, perché è inutile mettere delle piante delicate che dopo poco tempo muoiono, no? Però è bello avere un'area per poter giocare, sempre per un punto di aggregazione per le famiglie. È anche positivo il discorso dei parcheggi, perché Roiano è anche densa di abitazioni, un rione popoloso, e anche lì c'è sempre stato il problema della carenza dei parcheggi. Certo. E quindi intanto è un gran passo in avanti, perché è anche un'area dismessa. Sempre come era prima,
Sì, ma lo ricordo anch'io perché avevo proprio un amico che era ispettore capo della stradale, ogni tanto andavo a bere caffè, si faceva una chiacchierata, anche là mi raccontava come vanno le cose, e c'era questa struttura proprio tipica, cemento, anni 70, 60, triste, austera, e vedere invece verde, alberi, i bambini che giocano, è tutta un'altra cosa, insomma. Vero. Abbiamo una telefonata, buongiorno. Pronto, buongiorno. Volevo dire che cambio argomento e mi spiace se tocco un argomento che voi comunque non trattate perché fate più notizie cittadine, però è una grande curiosità mia perché sto un po' dietro e vedo le cose. So che nel 2013 Salvini ha fatto un'interrogazione parlamentare sulla geoingegneria, lasciando perdere poi la risposta non risposta. Volevo solo chiedere, ma non in senso tecnico, un'opinione sul fatto che la Florida e altri 25 stati le hanno riconosciute e adesso addirittura se un pilota si permette di fare una cosa del genere viene arrestato con 5 anni di reclusione. La mia domanda è, visto che quando ho telefonato la maggior parte ha cercato di rassicurarmi su queste scie che non fanno male, che sono scie di condensazione, tutti questi 25 stati, compresi la Florida, sono tutti complottisti? Sono io che sono pazza oppure c'è un fondo di verità? Perché non è possibile che 25 stati ammettano una cosa del genere mentre qua in Italia se ne parla come se fosse un argomento, diciamo, stupido. Mi piace dire la parola, ma la vedo così. Non volevo appunto un'opinione tecnica dalla sua ospite, ma sapere cosa ne pensa, se questi 25 stati sono tutti complottisti o tutti pazzi. La ringrazio, buongiorno. Grazie. Doglia, se si è mai informata a riguardo, ha trattato l'argomento, si è mai posta il quesito? Allora, tanti ne parlano di queste scie chimiche, proprio penso a fronte della richiesta della signora qua in trasmissione, io avevo mandato una mail di risposta, adesso è un po' lunga, comunque c'è proprio uno studio dell'ARPA che fa una nota sul fenomeno delle scie di condensazione e delle cosiddette scie chimiche. È un po' lungo da leggere, ma ve l'avevo inviato anche, che è questo, è proprio una mail che abbiamo inviato dell'ARPA comunque. Sì, a fronte della richiesta della signora. L'ARPA garantisce con serenità che è un fenomeno che si crea nell'atmosfera delle emissioni da parte degli aerei. Tutta una cosa controllata, insomma. Dopo vorrei anche documentazione inerente appunto a questi stati, come dice la signora. Ok, ARPA Veneto vedo, arpaveneto.it. Se lo Posso trovo, girare anche per WhatsApp il link, perché proprio pare che c'era Laura Boccarella quel giorno e quindi se n'era già parlato. Ok, e lei cosa ne pensa di suo, se dovesse dare un'opinione? Secondo me è un fenomeno chimico naturale, basta, non penso l'ho trovato. a complotti, cose particolari. Dopo, per l'amore di Dio, tutto quello che è successo nel mondo può creare delle apprensività da parte di alcuni soggetti, però starei serena io, ecco. Ok, allora andiamo a leggere altre mail. La cura e il rispetto della cosa pubblica dipende anche da ognuno di noi. Personalmente giro con i guanti e giornalmente raccatto bicchieri e bottiglie e altro abbandonati ovunque, e questo va dato merito alla senso civico signora. alla N potenza della parte della signora. Sto vedendo il servizio sul giardino di Roiano, sbaglio, non ci sono le panchine. Buona giornata Gabriella, lo scopriremo, guardi signora, anche perché Gianluca Paladini era arrivato lì da poco, magari gli diremo di fare un giro anche a completamento di cosa è stato installato. Se non sbaglio ci sono delle fontanelle però, perché le ho viste dal lato di via Moreri proprio l'altro giorno. Panchine non lo so, mi pare che le panchine siano quelle bianche, quella specie di... Sì, sono tipo come bordura messe, no? Sì, che serviranno per sedersi, e mi pare che le abbiano installate nell'area dei giochi. Se dopo non ci sono nei sentieri e altro, lo valuteremo in corso. Si possono mettere anche un secondo momento, insomma nulla lo vieta. Ci inviano un video, mi pare che si riferisce alla vista del giardino dall'alto. Vediamolo, è preso dal telefono, ecco, ecco qua. Questo sembra essere proprio di oggi o comunque di questi giorni, l'asilo. Qui ci sono le parti, diciamo, di ingresso con l'ingresso pedonale,
il verde che crescerà perché è stato piantato da poco, e poi il parcheggio, l'area verde, l'area cani e l'area giochi, questa è in azzurro, sopra il garage. Questa è la vista dall'alto. Ecco, vista dall'alto, chi ha la perplessità che ci sia poco cemento, diciamo che trova un po' una sponda in questa immagine dall'alto, ma tant'è. Telefonata, buongiorno. Sì, pronto, buongiorno, sono in linea? Sì, prego. Buongiorno, saluto a lei, la redazione, la gentile ospite. Ci dica. Allora, io mi permetto di telefonare in risposta alla signora che ha chiamato adesso inerente alle scie chimiche, in quanto volevo tranquillizzarla che non è né complottista né matta, deve semplicemente dirigere la sua attenzione all'estero, perché dopo il governo Draghi, per quanto riguarda la libertà di stampa, siamo passati al 54esimo posto per libertà di stampa. Le consiglio di vedere la stampa all'estero, perché la stampa all'estero, sulla questione delle scie chimiche, ce ne sono due tipi di scie chimiche. Una è la scia di condensazione fatta dall'aereo, cui l'ARPA giustamente ha fatto i suoi studi, e dopo sono quelle altre che sono scie chimiche militari. Perché queste sono innaturali? Sono innaturali perché quelle scie di condensazione, come potete vedere tranquillamente, spariscono dopo circa una ventina di minuti al massimo. Quelli invece militari, che servono praticamente per le comunicazioni militari, perché devono avere le comunicazioni belle pulite, durano ore. Allora, poi ci sono stati, posso dire, qua in regione c'è stato nel Pordenonese una persona che ha analizzato la neve sotto il Piancavallo dopo l'apparizione delle scie chimiche militari, e ha scoperto, dati la mano con l'analisi, di tutto e di più. Allora invito la signora a non seguire il mainstream italiano, in quanto un paese da sottosviluppato, ma rivolgersi all'estero. Grazie, buongiorno. Grazie. Dare dell'Italia a paese sottosviluppato magari è poco gentile, ma ognuno ha la sua opinione, quindi va bene. Uno può anche andare via. Ancora mail. Vi invito a vedere la pericolosità per i pedoni del tratto di strada del Friuli. Dopo il faro, in prossimità da dove è stato installato da ormai più di un mese e mezzo, fa un semaforo e un restringimento della carreggiata. Ci suggerisce una telespettatrice. È zona della terza circoscrizione. Terza circoscrizione, sempre. Sì. Va bene. Altra mail: bisognerebbe chiedersi come mai un intero gruppo sociale come i Novax si sia spostato su geoingegneria e bustine di cocaina scambiate per fazzoletti. E questo è riferimento a quel video famoso stava circolando sul web adesso, di Macron e altri che vengono additati come un gruppo di cocainomani perché hanno, poi chi vuole vedere il video si fa la sua idea, che è stata smentita subito dagli organi di competenza. Truffe, non ci casco, fidarsi è bene, informarsi è meglio. Questa è la locandina di un evento che si terrà il 16 maggio dalle 16:30 alle 18 nella chiesa cattolica parrocchiale della Madonna del Mare in piazza Rosmini 6. Qui sì che siamo in quarta circoscrizione e va a toccare un tema molto attuale, fastidiosissimo, purtroppo sempre più anche serpeggiante, no? Perché le tecniche sono persuasive e quelle tecnologiche sono anche piuttosto efficaci. Truffe nei confronti degli anziani e non, categorie deboli, un incontro gratuito tenuto e anche ringrazio l'organizzazione della nostra coordinatrice della Commissione Sicurezza, la consigliera Vanessa Casona, capogruppo lista di piazza in circoscrizione, in collaborazione con la circoscrizione, con la protezione civile, la microarea e la polizia. Questo incontro sarà aperto al pubblico, gratuito, quindi soprattutto qui il gente del Rione, se avrà piacere, potrà parteciparvi, che sempre informazioni utili per prevenire le truffe. È un tema che è stato affrontato anche dai carabinieri, dalla polizia, hanno fatto i volantini, locandine, quindi più informazione c'è, meglio è. Sicuramente. Abbiamo una telefonata, buongiorno. Buongiorno. Sì, buongiorno a voi, sono Vladi, buongiorno. Buongiorno Vladi. Allora, ci vogliono portare all'8 e al 9 giugno, ci vorrebbero portare a votare per il referendum, no? Dunque, innanzitutto il grosso dubbio, come mai la sola CGIL, tanto brava, tanto solerte, ci chiama a referendum?
la CISL e la UIL si sono dissociate. I primi 4 quesiti riguardano specialmente norme che sono state introdotte da Prodi con il lavoro a tempo determinato, con i voucher fatti dalla signora Fornero, e poi l'abolizione dell'articolo 18 e il Jobs Act di 10 anni fa voluto da Renzi. Adesso, dopo 10 anni, la CGIL si è svegliata che tutte queste cose non vanno bene, non hanno protestato subito, hanno aspettato che ci fosse, non so, forse la Meloni. Quanto al quinto quesito, è stato inserito a viva forza dal comunista Rizzo, il quale ha detto aspetta un po', già che andiamo al referendum ci metto anche quello sulla cittadinanza, e viene fatto passare come grande atto di civiltà, eccetera. Non è così, è un referendum di parte, non raggiungerà, come tutti gli altri, non raggiungerà il quorum, evidentemente, per il semplice motivo che non sono argomenti che possono essere messi in discussione se non da una legge. Ci fanno i referendum abrogativi, eccetera. Poi c'è un piccolo accenno ai referendum verso i quali io sono sostanzialmente contrario, perché se si tratta di referendum come c'è stato con il divorzio e cose che sono assolutamente popolari, va bene, chiamiamo tutta la popolazione al voto. Poi dopo l'incidente di Chernobyl dell'86-84, non mi ricordo, siamo stati chiamati a votare sul nucleare. Sì. Naturalmente tutti terrorizzati da quello che era successo a Chernobyl, ma non può essere, ha vinto il no. Siamo l'unico paese in Europa a non avere una centrale nucleare, mentre in Francia ne hanno 54 e dissanguano l'Africa di tutto l'uranio che possiede, a parte poi l'oro, i diamanti e tutte le storie. E non la sola Francia, ma poi ci sono i paesi arabi, la Cina e quant'altri, e noi dobbiamo dare i 9 euro al mese, i 10 euro al mese per i poveri bambini che soffrono, mentre ci sono 5 o 6 nazioni in Africa che prosciugano anche il sangue di quelle popolazioni. È chiaro? Aiutiamo, sì, ma poi cerchiamo di ragionare. Sul nucleare e come su altre cose importanti non può essere il comune cittadino, come posso essere io, che va a dire sì o no al nucleare. Deve essere gente che ne sa, esperti, chi è competente. E siamo il paese non solo che non ha più la centrale nucleare, ma che paga l'energia più cara di tutta Europa. Sì, la paghiamo 5 o 6 volte più cara dell'Olanda, per esempio. Bene, vi ringrazio, buongiorno. Grazie Vladi, insomma, molto puntuale. Non fa una piega, sono completamente d'accordo con lui, sia sul discorso referendum, perché sono temi talmente importanti che non possono essere affrontati da un referendum, ma in un'altra chiave, li vedrei. Il nucleare sì, detto così fa paura, però in realtà se sfruttato in maniera intelligente e non nociva potrà trarre giovamento alla nostra nazione, che purtroppo per tutto quello che è energivoro eccetera dipende da altre nazioni anche a caro prezzo, per cui sono d'accordo. Grazie signor Vladi. Sì. Ho altra mail. Buongiorno, volevo segnalare alcune criticità ma risolte. Ascensore non segnalato per i turisti che hanno difficoltà a trovarlo. Colle di San Giusto. Colle di San Giusto, immaginavo. Sì. Ringhiera di via rotta da anni, sì. Mai aggiustata. Scavi del Ministero della Cultura interminabili. Questo ne avevo parlato con l'assessore Babuder. Sì. Proprio a San Giusto sono gli scavi, sono un po' là, no? Non so come dire. Cioè, sono ancora là. Sono ancora là. Buca nel terreno vicino all'unico intervento fatto negli ultimi anni a San Giusto, alberi piantati da Babuder, via rotta chiuse da 10 anni che serviva a raggiungere a piedi il colle partendo dal Teatro Romano e sbucando di fronte al Monumento ai Caduti, scrive Domenico. Una serie di questioni a San Giusto. Sì, San Giusto so che ci stanno lavorando e anche ha dichiarato che ci saranno degli interventi poco a poco a seguito alla fine di altri, per cui è da attendere ancora un attimo. Via Rotta è un discorso da tanti anni, anche un consigliere mio collega aveva presentato una mozione in circoscrizione alcuni anni fa, anzi
parleremo in circoscrizione magari di fare un'interrogazione o di riproporre, perché in effetti è un'arteria che da Colli San Giusto collega a Santa Maria Maggiore, è utile da percorrere, e anche di sera conosco dei residenti mi avevano segnalato che c'è qualcuno che dorme anche lì. A San Giusto? In via Rotta proprio, Sì, via per Rotta. cui sì, sono vie magari minori, pedonali, uno non si ricorda, però anche quelle andrebbero attenzionate, sono d'accordo. E per quanto riguarda i lavori ritorniamo all'inerzia burocratica, agli iter, agli stanziamenti, gli appalti, i fondi che vengono stanziati per quest'anno, per il lotto dell'anno prossimo, per cui aspettiamo un attimo, so che sono in lavoro, ecco, non credo che si siano bloccati. Dopo, a parte alcuni casi, tipo Sauro Spaccini, che trovano i due femori e tutto quello che può essere il patrimonio antico che è sotto la nostra città. Vero, Quello vero. non possiamo farci nulla, non è colpa nostra. No, è chiaro. Dobbiamo chiudere, sono quasi le 9. Io ringrazio Anastasia Doglia di Forza Italia in quarta circoscrizione. Grazie per essere stata con noi, una buona giornata e un buon lavoro. Grazie a tutti, buona giornata. Grazie. Ci fermiamo per la pubblicità, torneremo tra poco, saremo in compagnia di Maurizio Fogar della lista civica Muggia, consigliere comunale ed opposizione proprio nel comune di Muggia. Tra poco. Torniamo in diretta con Sveglia Trieste in compagnia di Maurizio Fogar, consigliere comunale a Muggia con la lista civica Muggia. Fogar, buongiorno. Buongiorno a lei e a chi ci sta seguendo. Siamo collegati con Gianluca Paladin, si è spostato di poco da Roiano, si trova ora lungo Scala Santa dove è avvenuto un episodio di cronaca. Gianluca, di nuovo a te, buongiorno. Non ti sento. Che scende ora per ti questa sento. stradina privata di... Ora ti sì, sento. ok, ora ti grazie sento. Bernardo. No, dicevo, un furto nella notte in Scala Santa, in una villa che scende per questa stradina, ovviamente proprietà privata, noi non accediamo, però per raccontare quello che è successo, indaga la Polizia di Stato. Una donna, la proprietaria di casa, si è trovata faccia a faccia questa notte con il ladro che rovistava nella camera da letto per rubare soldi e gioielli. Tantissimo spavento, naturalmente, pensate, trovarsi faccia a faccia con il ladro al proprio risveglio in piena notte. Questa persona, questo ladro descritto come bianco di carnagione ma comunque con il volto parzialmente travisato e vestito in abiti scuri, quindi insomma una persona che ha preso di mira evidentemente questa villa e ha colpito nella notte nonostante la persona fosse in casa. Questa è la notizia inquietante, ovviamente svegliarsi e trovarsi faccia a faccia col malvivente, chiaramente uno spavento incredibile. Subito la persona ha chiamato la Polizia di Stato che è arrivata sul posto, l'uomo però aveva già fatto perdere le proprie tracce, pare che comunque nella zona anche ci siano telecamere, forse la stessa abitazione privata ne è dotata e la questura sta già raccogliendo il materiale. Si cerca una persona, appunto in base alla descrizione della donna derubata, una persona che ha agito nottetempo e di conseguenza adesso si vaglieranno le immagini di videosorveglianza e si procederà a setacciare a tappeto tutte le zone che potrebbe aver percorso il malvivente. Ripetiamo, un furto questa notte in una villa qui in Scala Santa, l'uomo è entrato in casa nottetempo, è riuscito a derubare una donna che si è trovata faccia a faccia con il ladro. Vi restituisco la linea. Grazie Gianluca Paladin, chiaramente grazie per la tempestività della notizia. Spiace sempre sapere di episodi del genere. Abbiamo Fogar una telefonata, poi lei mi presenterà cosa ha portato, che vedo che ha un plico di fogli. Buongiorno. E buongiorno dottor Gulotto e buongiorno al suo ospite. Buongiorno, prego. E io volevo solo chiederle una cosa, se potete fare un servizio praticamente o andare a vedere dal capolinea della 30 di Via Locchi, da mesi stanno facendo dei lavori ed è molto difficile salire sul bus sulla 30, tanti anziani stanno anche rinunciando ad uscire di casa perché ci sono dei lavori in corso, dei mezzi meccanici che tipo scavatori
fuori, le persone devono scendere, hanno messo una rete di protezione ma molto piccola, poi bisogna scendere dal marciapiede, camminare in strada, prendere l'autobus senza il marciapiede, quindi il gradino è molto alto. Io ho segnalato ai vigili alla Trieste Trasporti chiedendo di spostare di 50 metri più in avanti la fermata del bus o 50 metri più indietro e sarebbe tutto risolto. Mi hanno risposto che non si può. Confido in voi. Andate per cortesia al capolinea della 30 di Via Locchi, di fronte al supermercato, a vedere che situazione c'è. Ma andate non al pomeriggio che non ci sono gli operai, in orario in cui lavorano. Sì. Sono piccole cose, per dire, spostare 50 metri più avanti, 50 più indietro il capolinea, ma per un anziano, specialmente una persona che ha difficoltà a salire sull'autobus, è tanto. Perché non c'è il marciapiede, vedrà tutto un polverone, bisogna camminare un pezzo in strada, va avanti da più di 2 mesi e mi hanno detto gli operai che saranno lavori molto lunghi. Sì, conosco signora, grazie della segnalazione. Andrete a vedere, per piacere. Allora andremo a vedere, io già le anticipo che ho già visto in realtà, perché mi servo del supermercato là di fronte, quindi ho fatto caso della situazione, ci torneremo, magari chiediamo quanto durano ancora i lavori e con la Trieste Trasporti se è possibile spostare la fermata e vediamo cosa ci rispondono. A me hanno risposto di no, che non si può, ho fatto proprio le vie ufficiali, la mail, confido in voi, quando arrivano i giornalisti dopo è tutto più semplice. Va bene. No? La ringrazio. Grazie a lei. Tantissimo, buona giornata. Altrettanto buona giornata e buon lavoro. Fogar, torniamo a noi. Oggi alle 11:30 presentate alla sede del Circolo Miani una rivista da strada. Giornale da strada. Allora, la conferenza stampa a cui mi auguro anche voi presenzierete è divisa in 2 fattori. La prima, la presentazione di questo, che è il giornale da strada numero 0, proprio perché l'abbiamo voluto testare, distribuito in 3.000 copie a mano, cioè non nelle cassette, più o meno ai 2/3 dei nuclei familiari e residenti a Muggia, e che affronta in questo numero 0 3 questioni. Bollino blu, una nuova inutile tassa per i residenti, uno scandalo infinito, l'ex bagno della polizia, che è corredato non solo dalle foto in copertina ma da una serie di foto dell'interno che molti a Muggia ignorano, no? Pur vivendoci, bagno chiuso da 34 anni e lasciato in abbandono, le mani sulla città da Montedoro a Punta Olmi, affari e cementificazione. Allora, il sottotitolo è tutto quello che gli altri non vi dicono, per dare un minimo di informazione, anzi sarebbe il caso forse di modificare che non vi scrivono, che sarebbe forse più idoneo, per dare quelle notizie, quelle informazioni ai cittadini. Questo propedeutico alla presentazione da parte mia di una deliberazione per il rifacimento del piano parcheggi del comune intero, perché non è pensabile che siano solo 133 gli stalli riservati ai residenti, e che ci sia una situazione abbastanza surreale. Il comune, i cittadini muggesani hanno pagato la costruzione del parcheggio Caliterna. Ebbene, i cittadini, i residenti che l'hanno pagato e che sono a tutti gli effetti proprietari, quando vogliono lasciare la propria vettura in sosta, pagano la tariffa oraria di parcheggio, un po' come lei a casa sua che l'ha acquistata, per poterla usufruire dovesse pagare, nonostante sia proprietario, l'affitto. Ecco, la proposta sarà quella di inserire tutti gli stalli
a pagamento nel Calinterna nell'area riservata gratuitamente ai residenti che l'hanno pagato, no? Mica lo pagheranno 3, 4, 5 volte, no? Mi sembra una follia. L'altra questione che è oggetto della conferenza stampa è la presentazione da parte mia di una mozione che chiede di fare chiarezza in via definitiva sulla sorte della Valle delle Noghere, perché dalle ripetute, l'ultima è dell'altro giorno sull'approvazione del rendiconto a bilancio dell'autorità portuale, perché in ripetute dichiarazioni l'autorità portuale, di cui il sindaco siede nel comitato di gestione ogni qualvolta si affrontino questioni inerenti terra o mare e il territorio di Muggia, non è possibile che insista nel dire che il parcheggio per 130 tir sarà dedicato alla logistica retroportuale e il sindaco ci venga a dire, come da delibera votata dalla sua giunta, che quel parcheggio non ci entrerà neanche un tir destinato alla logistica portuale, ma solo camion e furgoni delle aziende preesistenti in valle che con l'autorità e l'attività del porto nulla hanno a che fare. Siccome qui sono in ballo decine di milioni pubblici che stanno pagando questi lavori, che sono in carico all'autorità portuale e non al Coselag, e beh, qualcuno andrà a vedere, no? Com'è possibile che il porto paghi un parcheggio e dei lavori su cui non potrà utilizzare neanche per metterci una panda. Allora chiedo francamente, in via definitiva, che il Comune di Muggia e l'autorità portuale si parlino, non a mezzo stampa, non con dibattiti in consiglio, per chiarire, perché qui è anche la questione di come vengono spesi 60 milioni pubblici nostri. Punto, questa è la questione Muggia che illustreremo in conferenza stampa. Questo è già distribuito. Questo noi abbiamo delle 3.000 copie, circa la metà sono state già distribuite. Devo dire che... Posso? Prego. Devo dire che nella mia lunga attività anche di giornalista, in questi decenni abbiamo dato vita a diverse iniziative editoriali sul territorio, non solo a Trieste, ma la risposta che abbiamo ottenuto dai cittadini in questo caso è stata molto al di sopra delle nostre più rosee aspettative. Questo ci serve a tarare meglio il numero 1 che uscirà tra un mese circa e che non è legato a nessuna parte politica, si limita semplicemente a dare quelle notizie che ci vengono anche dalle segnalazioni dei cittadini, corredandolo quanto possibile da un adeguato collage fotografico, perché si parli e si affrontino le tematiche che interessano realmente tutti, indipendentemente dal loro colore politico, voto o non voto, coloro che vivono nella comunità muggesana. Punto. È un organo di informazione, come dovrebbe essere cartaceamente sul territorio. Punto. Fuori dai pastoni dei partiti, delle polemiche di parte o quant'altro. Ecco, questo è il senso. Vedo. Ok. Dobbiamo andare in pubblicità. Bene. Neanche fare la posta. Ci fermiamo per qualche minuto e ci vediamo tra poco. Torniamo in diretta con Sveglia Trieste, 9:18 minuti, con noi Maurizio Fogar, consigliere comunale a Muggia con la lista civica Muggia. Le leggo una mail che apre così: una domanda personale a Fogar fatta con estremo rispetto.
Si è mai chiesto in tutti questi anni, invece di essere un ombre vertical sulla sua attività politica, se fare qualche iniziativa popolare come una petizione, una raccolta firme su temi superficiali ma molto sensibili ai cittadini come gattini, cagnolini o strisce pedonali e magari qualche falso sorriso in più? Tutto questo sembra portare più voti che competenza e serietà nell'esporre i problemi. Per dirla a breve, un po' più influencer come altri politici simpa, fra virgolette. Ecco, esattamente quello che non vogliamo essere. Noi abbiamo fatto come Circolo Miani dall'81 le più significative battaglie sui problemi veri della comunità a Trieste e poi anche a Muggia. La simpatia qui non conta nulla, io non vado in cerca di voti. Io cerco di offrire delle soluzioni e di dare voce a quei cittadini che adesso, come vedremo, mi spalanca la porta, sono a Trieste più di un terzo, tra il 36 e il 38% dei nostri concittadini residenti nel comune. Non mi pare poco, no? Stiamo parlando di decine di migliaia di persone. A Muggia sono il 32%, negli altri 4 comuni minori sono grosso modo il 33%. Perché ho queste percentuali? Perché sono stato l'unico, poi se la stampa si dimentica di me e non pubblica nulla, il piccolo giornale fa le sue scelte, per amor del cielo. Sono stato l'unico dopo decenni a farmi dare con dura battaglia questi dati ufficiali dall'INPS. Cosa sono questi numeri? Sono i numeri ufficiali non solo dell'Istat, dell'Eurostat e dell'IRSA, l'Istituto di Ricerca Regionale, che quantificano la povertà relativa o assoluta. Assoluta significa 400 sotto euro al mese, relativa 800 sotto euro al mese, che per una famiglia è un terno all'otto, no? Far fronte alla vita quotidiana, ai bisogni elementari. L'INPS conferma, perché l'INPS eroga quelle percentuali un massimo di pensioni, stiamo parlando di pensioni e assegni assistenziali, dove il massimo è la minima, cioè coloro che ha 20 anni di contributi al 67° anno pensionato, di 561 euro mensili. La pensione sociale, assegno sociale, che invece è di 530 euro mensili. Via via poi gli altri scendono: assegni pensione di invalidità civile 300 e spiccioli euro al mese, reddito prima ADI ora che ha dimezzato, più che dimezzato i fruitori, qualche centinaio di euro al mese. Per una somma di? Per una somma di 300, 400, 200, 100, no? Perché? Perché con questi dati su cui la politica, vede signora, i simpatici, no? I sorridenti politici, quelli che fanno le petizioni per il Gattile che io ho fondato insieme all'amico Giorgio Cocciani, ma non me ne porto la medaglia sul collo, e insieme alla Miranda Rotteri, ahimè scomparsa, e alla Margherita Hack, altre 2 persone che voglio ricordare. Sa, Totò, il principe de Curtis, faceva beneficenza, ma andava di notte o all'alba a lasciare le buste anonime col denaro fuori dalle porte di casa dei prescelti, e non si vantava di questo, perché non c'è da raccogliere consensi o distribuire santini elettorali per rispettare la dignità umana e quanto prevede la Costituzione, che deve garantire allo Stato una vita dignitosa, e non è dignitoso vivere con le cifre che dicevo prima.
Allora, ricordo Pertini quando in famose interviste al Presidente della Repubblica diceva: un uomo è libero, un uomo che non ha da mangiare, che non ha da sfamare la propria famiglia, i propri figli. Questa non è libertà. Allora, torniamo a noi. Discorso INPS. Io negli ultimi articoli ho tolto la P della previdenza sociale e ho messo una grande V come Venezia della vessazione sociale. Perché l'INPS, guardi, io ho fatto interventi col capo di gabinetto dell'allora Ministro del Lavoro e della Previdenza Sociale che nomina i vertici INPS. Ne ho parlato con, poi andata in pensione, con la dirigente del welfare regionale che è stata trattata malissimo dai vertici regionali. In realtà l'INPS, nonostante diverse leggi, io ve ne ho portate copia di 2, no, ma mi pare che basta e avanzano, dovete credermi sulla mia sintesi. Questa è una lettera firmata dal Ministro del Lavoro e della Previdenza, inviata proprio all'INPS e alla Guglielmi. Nonostante tutte le leggi dicano che le erogazioni degli enti pubblici a fini assistenziali, tra cui cita nelle lettere e nella legge la precedente mia regionale, le erogazioni dei servizi sociali comunali, i pagamenti di bollette, affitti di morosità incolpevoli, la carta famiglia, questi non sono assolutamente assoggettati alla somma del reddito ISEE, cioè ovviamente perché? Perché altrimenti lei piglia il primo anno, dopodiché per l'INPS e lo Stato lei è ricco, cioè supera il tetto di 3.000 euro annui di ISEE che valeva per il REI, che ha preceduto il reddito di cittadinanza, e l'anno dopo non percepiva più nulla perché è ricco. Perché sì, ho capito. Perché è ricco. Perché non hai più bisogno. Ecco, allora è ovvia, no, il valore di questa legge, persino banale, e l'indicatore è l'ISEE, che si riferisce al reddito di 2 anni prima, non al reddito in corso. E questo lo stabiliscono le leggi dello Stato, non Maurizio Fogar né il presidente dell'INPS. Cosa succede? Facciamo l'esempio classico, i famosi 350 euro che giustamente la Regione, finalmente accortasi che in Regione hanno stimato questo nel riparto, che la Regione ha stimato sui dati IRSA e Istat che 30.000 nuclei familiari vivono in povertà relativa e assoluta e hanno deciso di stanziare un contributo annuo per 3 anni di 350 euro netti, esentasse, cioè che non possono essere sommati al reddito. Che è successo? È successo che malauguratamente la Regione, per la legge sulla privacy, dopo aver individuato i destinatari 30.000, ha incaricato l'INPS regionale di dare nome e cognome a questi 30.000 e provvedere al pagamento e di chiedere alla Regione le quote 3,50 per le decine di migliaia dei beneficiati. Bene, che succede? Già qui la Regione dorme il sonno degli ingiusti, in particolare la dirigente Maria Pia Turinetti, che è responsabile del welfare famiglia dell'assessorato Rosolén, perché l'ha gestito l'assessorato della brava Alessia Rosolén. Quando si vede chiedere non 28-29 mila dei 30.000 importi stanziati, ma se ne vede chiedere dall'INPS 12.100, e cioè il 40% della cifra stimata e ricavata dalle statistiche regionali.
E già lì doveva sorgere qualche sospetto, a me pare, no? Perché meno della metà viene erogata e l'altra metà meno del 60, hanno tagliato più del 60% della platea individuata dalla regione. Come mai? Su un decreto regionale, legge, che più chiaro di così si muore. Io le ho mandato uno specchietto dove la regione fa di più, non solo scrive il decreto, ma metti anche i pupoli, per chi non sa leggere e scrivere evidentemente, dove fa l'esempio plastico dei beneficiari dei 350. Una parte minima, perché l'INPS su questo gioca sul fatto che i più fragili, meno garantiti, i più poveri, vivono in un clima di disperazione, emarginazione, rassegnazione, nei 9 decimi non votano, non si rivolgono a nessun istituto o sindacato, non conoscono le norme, figurarsi se hanno fondi per pagarsi un legale o per avviare un'azione. L'INPS fa questo calcolo. Allora, che succede? Succede che però alcuni degli esclusi hanno presentato reclamo alla Regione. Sì. La Regione ha interpellato l'INPS gli ha risposto che no, questi sono rimasti esclusi perché non inseriti compiutamente nel decreto regionale. Lo specchietto regionale smentisce palesemente. Le faccio un esempio. I detentori di pensioni, assegni sociali, perché tutte le formule pensionistiche con la riforma all'italiana del 94 si chiamano assegni, no? Fanno la riforma, ma tenga presente, teniamolo presente, che c'è un dato di fondo. Il 20 giugno 2020 la Corte Costituzionale, su un ricorso presentato da un tribunale su un'azione sollevata dall'Associazione Nazionale Invalidi Civili, ha, con la collaborazione dell'Istat, emesso una sentenza che è vincolante per tutti, a partire dai governi, ma poi anche sul fine vita, come lei vede, i governi sono palesemente inadempienti, in cui fissa in 780 euro al mese il minimo che lo Stato deve erogare nei contributi assistenziali. Il Tribunale, nel frattempo, perché 5 anni significa l'ondata inflattiva, l'emergenza Covid, le bollette energetiche, la guerra, il Tribunale civile oggi in Italia invece ha alzato questa soglia, e cioè ha detto che il famoso quinto della pensione, dello stipendio, non è pignorabile fino all'importo di 1.070 euro mensili, che viene considerato il minimo vitale che una persona deve ricevere, cioè i 780 sono stati adeguati a 1.070. Peccato che l'INPS e lo Stato non ha mai applicato questa sentenza della Suprema Corte. Allora le faccio un esempio. Veloce che dobbiamo andare in pubblicità. Sì, le faccio un esempio. Un titolare di assegno sociale, cioè che non ha maturato al 67° anno almeno 20 anni di contributi lavorativi, percepisce 530 euro. Rientra perfettamente nelle casistiche dei beneficiari dei 350 euro regionali. Se è sano come un pesce, se ha la sventura di essere invalido civile tra il 75 e il 100%, e cioè ricevente quella miseria di 300 euro mensili come assegno di invalidità, questo viene assorbito al momento del 67° anno nell'assegno sociale, vale anche per le pensioni minime, sì. Per capirci. Ma già qui, siccome gli interventi per l'invalidità civile non fanno reddito e sono esenti da tassazione, uno si aspetta, bene, 530 di assegno sociale più 300 di invalidità. No, cosa fa l'INPS e lo Stato?
inserisce i 300 nei 530. Bene, per cui di fatto l'assegno sociale che lei sano riceverebbe al 67° anno è di 530 euro. L'assegno sociale che io ricevo in realtà nelle sue stesse condizioni non è più di 530 euro ma di 230 euro perché si somma all'assegno. Già qui c'è una follia giuridica, una barbarie. Ma cosa fa l'INPS? Dice no, non do i 350 euro a coloro che sono assegni sociali sostitutivi, cioè assorbenti, il precedente o pensioni minime, assorbenti la precedente assegno di invalidità civile. Ho capito. Cioè ha capito cosa ha fatto? Ho capito. I più fragili tra i poveri, cioè fatemi capire, se io sono sano come un pesce, bene, prendo 5,30 più 3,50. Se io sono invalido civile tra il 75 e il 100%, non prendo i 350 euro. Perché rientrano nei 5. Pur avendo prevedibilmente più bisogno di assistenza, cure mediche, medicine, spese sanitarie, fisioterapiche, taglia fuori. L'INPS risponde così alla Turinetti e invece che la regione chiamare l'INPS e dire ragazzi mando la pratica in procura, voi state violando una legge regionale, no, risponde ai reclamanti dicendo ma per noi la risposta INPS è corretta. Nonostante che ci sia quello specchietto che lei ha, dove proprio indica tra i beneficiari non solo i pensionati minimi, perché i requisiti sono ISEE sotto i 15.000 euro, pari o 15.000 euro lordi all'anno, e residenti in regione. Dobbiamo fermarci, Fogar, perché sono un po' in ritardo nella pubblicità, poi continuiamo. Prego. Breve pubblicità e ci vediamo tra poco. Minuti di trasmissione con Maurizio Fogar, consigliere comunale a Muggia con la lista Muggia. Una mail le chiede, una settimana fa c'era un post su Facebook della signora Meloni che affermava un aumento dell'occupazione con contratti a tempo indeterminato. Vorrei proprio sapere dove a Trieste avviene ciò. Il mio compagno ha inviato più di 50 curriculum, a qualsiasi annuncio di sua competenza è vergognoso, fanno contratti da 15 giorni e cosa più grave, contratti anche di 2 ore, 3 volte la settimana. Come si fa a vivere con i prezzi di oggi? Non si fa a vivere. Lei non ha idea, a Trieste ci sono migliaia di giovani e di donne, ma anche non giovani, che fanno lavori a chiamata precari, stagionali e percepiscono, quando va bene, 600 euro netti al mese. Allora poi però i politici, invece di occuparsi di questo, che evidentemente non li rende simpatici, lanciano appelli contro il calo delle nascite a Trieste e provincia. E mi scusi, lei con 600 euro al mese di reddito riesce a mettersi in un appartamento, mettere su famiglia e pagare il lusso delle spese di avere un figlio? Allora, vede, il fallimento di una politica. Ma le do un altro esempio. Lei sa l'INPS, no? Questo è centinaia, migliaia di casi a Trieste, in regione, a livello nazionale, direi centinaia di migliaia, i famose carta acquisti. La carta acquisti cos'è? O carta famiglia, quello che viene riconosciuto dallo Stato o dalla Regione con un bancomat, non in contanti, un contributo. La carta acquisti è di 40 euro mensili, che permette a chi ce l'ha, cioè i più poveri tra i poveri, di andare a fare spese presso
o i supermercati e i negozi, solo quelli convenzionati, e non tutti lo sono, o presso le farmacie. Per cui questi non ricevono soldi, ricevono un bancomat per poter scalare. Sì. 40 euro al mese, può capire che spesa, no? Per un mese. Fogara, sentiamo una telefonata, poi la lascio proseguire. Buongiorno. Buongiorno Gulotta, buongiorno suo ospite. Prego. Ecco, vorrei un attimino deviare la discussione sull'ufficio delle entrate e delle riscossioni. È possibile? Prego. Anche se non è oggetto, ma... Sì, insomma, sono dica, le stesse... Insomma, ci dica. Allora, mi sono rivolto all'ufficio delle entrate e riscossioni perché volevo regolarizzare la mia posizione. Ecco, hanno tirato fuori queste solleciti di pagamento e insomma hanno voluto l'ISEE perché insomma era dilazionare questo importo, no? E insomma mi hanno dilazionato anche se non ero in possibilità di pagare le loro dilazioni, cosa che è stato fatto presente. L'hanno fatto lo stesso. Ecco, mi rivolgo a un commercialista e mi dice che quelle tasse non erano dovute, erano state rottamate, ma loro comunque me l'hanno fatto pagare con questa rateizzazione. Ecco, al momento mi dicono che non si può fare più niente perché sono state dilazionate, anche se erano non dovute. Secondo lei è giusto questa situazione o no? Per me no, perché in questo caso mi hanno imbrogliato. Salve. Grazie. Beh, insomma, parallelamente non è cosa da poco. Quello che volevo dire, allora, tu cittadino ricevi questi 40 euro non in mano sotto forma di bancomat, li spendi, cosa fa l'INPS? L'INPS dice, momento, lei ha ricevuto 40 euro al mese di reddito in più, mentre per legge vuole che le legga la legge, le leggi, non una, 100 dello Stato, scrivono, questa è indirizzata dal ministro al presidente INPS che non ne ha mai tenuto conto, dicono che tutte le misure erogate a fini assistenziali non possono essere considerate reddito. Bene, sai cosa fa l'INPS oggi? L'INPS toglie dall'ADI, dall'assegno sociale, dalla pensione minima, i 40 euro non in contanti ma sul bancomat da spendere che la famiglia povera o in difficoltà, che ha avuto di conseguenza la possibilità di accedere a questa carità mensile, e li toglie. Per cui questi si vedono togliere ogni mese dagli importi che gli vengono pagati persino i 40 euro della carta famiglia, la carta acquisti. Allora, vede, quando parlo di INPS e non INPS, l'INPS è nato, si chiama Istituto Nazionale Previdenza Sociale, nacque ai tempi del Regno, fu poi rafforzato sotto il regime mussoliniano e poi rafforzato ed affidato alle confederazioni sindacali l'indicazione dei vertici proprio a tutela dei lavoratori e delle persone, dei pensionati, aveva come mission e delle persone in difficoltà economica. Oggi l'INPS ha fatto esattamente, sta svolgendo sistematicamente un'azione all'incontrario, arriva anche a svuotare un provvedimento della regione. E quello che è incredibile, io ho informato per lettera sia Federica che la Rosolin dicendo guardate, la consigliera pentastellata Capozzi in aula ha presentato un'interrogazione urgente dicendo guardate che questi vi hanno sabotato anche il provvedimento del bonus regionale dei 350 euro, che si riduce a un bluff, e cioè che invece di raggiungere 30.000 persone come da voi individuato, ne raggiunge poco più di 12.000.
escludendo proprio coloro per cui è nato questo provvedimento, i più fragili tra i poveri. Ecco, il fatto che su queste cose la politica non dica una parola, non muova dito, non si rivolga, ma anche, mi si permetta, esiste una magistratura contabile nel Friuli Venezia Giulia, Corte dei Conti, andare a sfrucugliare, a farsi dare copia del decreto della legge regionale e poi andare a chiedere alla direzione regionale INPS come è possibile che loro abbiano escluso proprio i beneficiari indicati nello specchietto della legge regionale, e direi che forse anche la Procura della Repubblica, no? Perché qui c'è anche l'ipotesi da parte di chi ha attuato questa violazione del decreto regionale, dell'ipotesi di peculato. Perché? Il peculato è... Cioè l'INPS? È evidente, no? Perché? Perché queste ipotesi di reato? Perché il peculato prevede il prendere dei soldi a vantaggio o personale o di parte. Ma questa è un'accusa grave. O di parte, o di parte. Ripeto, questa non è un'accusa grave. Non è personale, perché ovviamente i funzionari INPS che hanno fatto questa macelleria del decreto regionale non possono, neanche volendo, incassare un centesimo. Certo. Ma di parte a che fini, a che scopo? Perché i soldi sono della regione. La regione ha dato 30.000 quote a disposizione a bilancio. Perché l'INPS ha ritenuto, in violazione del decreto, di escludere 18.000 o poco meno di beneficiari e di pagarne 12.000? Poi vedete, è ora che cominciamo a ragionare. Se l'INPS è nato con questa mission, è incredibile come tutti gli scandali, la stampa ha evidenziato che qualche centinaio di migliaia di euro, 1 milione, sarebbe stato sottratto dai furbetti del reddito a livello nazionale, parliamo. Quando furono erogati un'ottantina di miliardi dal governo Conte a favore delle aziende e delle industrie colpite dall'emergenza Covid, l'allora presidente INPS Tridico, forse l'unica eccezione, buona eccezione nella gestione INPS, ha fatto svolgere dalla Guardia di Finanza alcune indagini sull'utilizzo di questi fondi. Cioè, in buona sostanza, cosa succedeva? Potevano accedere le ditte, le aziende, le industrie e le imprese che mettevano in cassa integrazione per problemi legati alla gestione della crisi Covid e si vedevano pagare la cassa integrazione attraverso questo provvedimento contributivo ad hoc dello Stato. Bene, dalle indagini della Guardia di Finanza a campione, non sul totale, è emerso che 1.200 milioni, altro che il milioncino dei furbetti del reddito, 1.200 milioni sono stati truffati dalle ditte e dalle aziende che percepivano i soldi perché dichiaravano che mettevano in cassa integrazione i dipendenti. E invece li facevano lavorare a gratis. Sì, questo l'avevo visto. Credo che ci sia una ministra oggi chiamata a rispondere dal Tribunale proprio per un caso, uno di questi casi del 1.200 milioni dei furbetti tra gli imprenditori e gli industriali. Fora, lei è sicuro di quello che ha detto sull'INPS? Beh, guardi, io le posso... Cioè, perché diciamo che guardi, ha mosso diciamo, le acque in maniera piuttosto importante. Io le posso dire con fermezza che io stesso ho promosso con alcuni studi legali alcune iniziative in tribunale contro questi episodi e le ho vinte tutte.
E sapete cosa l'INPS ha presentato come memoria conclusiva a una di queste cause al Tribunale Civile, dopo aver contenzionato con memorie chilometriche, no? All'udienza di sentenza ha presentato la memoria conclusiva di 1 riga e mezza. L'INPS riconosce le piene ragioni del ricorrente, cioè io, e ha già provveduto a ordinare il bonifico. Ovviamente il discorso è che l'INPS, quando perde a raffica tutte queste cause, perché non c'è giurisprudenza, per esempio, perché i cittadini non sanno che se ricevono una raccomandata dall'INPS, che senza entrare nel merito gli dice guardi che 3 anni fa le abbiamo pagato di più, iniziamo a recuperare gli importi tot al mese, quello è illegale, perché c'è una sentenza della Corte di Cassazione che fa eco di tutte le sentenze dei tribunali, che dice se l'INPS ha erogato per errore, salvo la buona fede del beneficiario, degli importi superiori al dovuto, non può chiedere il recupero da parte del beneficiato. Chiaro. Ha sbagliato e paga. Quando l'INPS perde a raffica queste cause, lei pensa, oltre a dover pagare, ma su questo l'INPS gioca, perché intanto la causa dura 1 anno, 1 anno e mezzo, ha ritardato, magari forse il pensionato magari mori anche nel frattempo, no? Il problema, no? Se risolvi naturalmente. Allora, poi sono pochissimi, come le dicevo, quelli che ricorrono le vie legali, la maggioranza lascia stare e viene doppiamente vessata. Allora, ma sa qual è il discorso? Che l'INPS deve pagare quello che avrebbe dovuto pagare ed è pacifico che lo fa, ma poi è condannata dai tribunali, come ovvio, a pagare le spese legali, cioè le parcelle degli avvocati dei ricorrenti, e le spese di giudizio, cioè il costo del procedimento del Palazzo di Giustizia. Ma questo lo pagano di tasca loro i dirigenti e i funzionari che hanno sbagliato, che hanno violato la legge, che hanno violato questi? No, lo paga lo Stato, perché l'INPS è un ente dello Stato, per cui loro, se gli va male, tutte le spese a carico dell'INPS le paghiamo noi cittadini. In America, lei si ricorderà il famoso film tratto dal libro di Grisham, L'uomo della pioggia? Sì. Dell'assicurazione da strada, che usava gli stessi metodi dell'INPS, rispondere di no a tutti, poi tanto quelli che sono i pochi che fanno ricorso al legale, no, è 1/1000 di quello che avremmo dovuto spendere. Cosa succede? Che il tribunale, quella è una storia vera, ha condannato la compagnia a pagare $150.000, ricordo a memoria nel film con Matt Damon, di risarcimento alla madre del ragazzo morto perché non curato per leucemia, e $450 milioni sempre a favore della famiglia del ragazzo morto come risarcimento punitivo, e facendo fallire la compagnia. Allora, perché in Italia, quando l'INPS, vede, se io sono un giudice e dico, mi hai fatto fare la terza udienza, mi hai inondato di 2 memorie che sono delle supercazzole a questo punto alla Conte Mascetti, di amici miei, di decine di pagine per contestare quanto scriveva il ricorrente, e poi ti presenti con la terza e ultima memoria di 1 riga e mezza in cui dici l'INPS riconosce, lo cito testuale, ne ho copia cartacea, riconosce le buone ragioni del ricorrente e informa che ha già provveduto a ordinare il bonifico risarcitorio. Se io sono il magistrato, dico allora mi hai preso per i fondelli? Mi hai dichiarato il falso nelle 2 memorie precedenti? Allora te condanno a risarcimento
e te passo il fascicolo alla procura e chiedo un risarcimento punitivo certo, nei tuoi confronti, dirigente. nei confronti dell'Inps. Le leggo una mail che manca poco, chiedono da casa cosa ne pensa lei della questione delle fognature del lazzaretto e del bagno acquario. È da anni che aspettavamo una zona così bella, ma perché non ci hanno fatto le fognature? È una querela che abbiamo seguito anche di questi giorni. Perché purtroppo, vede, qui la politica, l'amministrazione quotidiana si scontra e si allaccia con i rapporti dei partiti. Allora, quando è stato fatto Acquario, tra l'altro su un terreno non bonificato ma semplicemente messo in sicurezza, ovviamente quando ci si mette le scarpe prima si infilano le calze e poi le scarpe, non all'incontrario. Era ovvio che prima andavano fatte le infrastrutture fognarie, elettriche, e poi non solo fino a Acquario, fino al lazzaretto. Fino al lazzaretto, certo. No, questo è ovvio. Ciò non è avvenuto. Voi per insipienza delle amministrazioni che hanno governato Muggia, perché vede, questa amministrazione non fa che proseguire l'andazzo delle precedenti, che sono 10 di centrodestra di Piazza Gasperini e 15 di centrosinistra a sinistra. Ma c'è una continuità dove giocano molto i rapporti di partito con chi governa la regione, perché i soldi vengono stanziati ed è quello che dalla diceva regione. Bussani. Allora, sì, ma questo va anche a non proprio vanto della precedente amministrazione, perché Polidori ha avuto buon gioco a rispondere quando governavate voi, c'era anche la Serracchiani, perché non siete stati capaci di... Certo, ma non si governa una comunità i problemi veri, certo è scandaloso. Vede, quando si ottengono con tale facilità 16 milioni per il raddoppio della galleria e non si pensa a fare le opere fondamentali per il territorio, per esempio lungo il lungomare, non è solo una questione di infrastrutture, ma è una questione di messa in sicurezza di tutto il costone, no? Anzi, cosa risponde questa amministrazione? Su un costone fragile, soggetto a cedimenti dopo piogge consistenti, come voi ne avrete parlato nei fatti di cronaca, anche Nera, è morta una residente anni fa, venuta giù con la casa. Il problema vero è che io che amministro devo risolvere i problemi veri della comunità, non fare delle bandiere. E dicendo ma era nel mio programma, ho vinto, sì, ma ha votato meno del 50%. Quello vale per tutti. Dobbiamo chiudere, grazie a Maurizio Fogar, consigliere a Muggia con la lista Muggia, buona giornata e buon proseguimento. Noi grazie a voi e buongiorno a tutti. Arrivederci a tutti e una buona giornata.